Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 27 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti dell'attualità, della politica, della cronaca e gli spunti di certo oggi non mancano. È apertissima la partita del Quirinale, la quarta chiama è in corso, c'è una sospensione in aula, si riprenderà alle ore 12.03, così recita il sito della Camera dei Deputati. Ovviamente è il tema di questi giorni e lo affronteremo nel corso di tutta questa diretta. Comincio da un brevissimo aggiornamento di cronaca, però comincerei da questa immagine che arriva da Vittorio Veneto, dove ieri sera c'è stata una tragedia, l'ennesima sul lavoro in un terreno agricolo di via Menegon in Valle alla Pisina. A perdere la vita è stato un agricoltore di 60 anni, Mario Segat, che si trovava alla guida di un trattore che si è capovolto schiacciandolo. A trovare l'uomo esanime è stata la moglie, preoccupata perché non aveva visto il marito rientrare per cena, mancava da casa dalle 14. Purtroppo il 60enne è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, intervenuti sul posto con 2 squadre, era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto, oltre a medico e infermieri del SUEM 118. Dicevamo, l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro. E c'è poi una notizia di cronaca che ci porta nel Vicentino, perché la Guardia di Finanza di Vicenza ha notificato un'ordinanza di divieto di avvicinamento a un uomo di Lusiana Conco, indagato per i reati di maltrattamento contro conviventi, atti persecutori e lesione personale. Parliamo di violenza sulle donne, in questo caso nei confronti dell'ex compagna. Ne emerge uno scenario davvero d'inferno. L'uomo l'avrebbe più volte schiaffeggiata, afferrata per i capelli, colpita con pugni al viso, alla schiena e calci nello stomaco. Le avrebbe spento addirittura una sigaretta sull'avambraccio e appoggiato un coltello sul collo. Numerosissime le denunce finché per l'appunto è scattato questo codice rosso. Sempre sul fronte della cronaca, questa è proprio una notizia di questi minuti. È stato emesso dal questore di Treviso il foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente in provincia di Pordenone che la settimana scorsa ha tentato di sottrarre un portafogli, pensate, all'interno della borsa di una donna che si trovava presso il pronto soccorso del Cafoncello dell'ospedale di Treviso. Questa donna era in attesa di essere ricoverata e quest'uomo ha tentato di derubarla. L'operazione e la denuncia sono partite quindi dalla questura di Treviso. Questa la cronaca, ma ritorneremo su questi e altri fatti nel corso di queste 2 ore e mezza di diretta. Ma dicevamo, il Quirinale, la partita delle partite, la riunione al momento è sospesa, la quarta chiama è in corso, il centrodestra si sta astenendo dal voto. In mattinata si sono incontrati i gruppi del centrosinistra con il Movimento 5 Stelle, quindi Grillini, PD e Leu. Anche qui dal centro-sinistra si voterà, a quanto pare, appunto scheda bianca, quindi un'altra giornata probabilmente a vuoto. È così? Lo chiedo al segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Buongiorno Martella. Buongiorno, prima di farle un commento sulla vicenda del Quirinale, mi permette di fare una riflessione sui 2 fatti di cronaca che lei ha citato in questo servizio. Prego. Hanno a che fare con il lavoro e hanno a che fare con la violenza sulle donne. Bene, io credo che anche nella nostra regione ci sia molto da fare per un lavoro di qualità e più sicuro, e che dovremmo fare un grande sforzo anche a livello regionale per fare in modo che ci siano controlli, prevenzione, formazione e che non si rischi la vita, che non si rischi di morire per andare a lavorare. Questa è una battaglia di civiltà che va accompagnata assieme alle altre battaglie importanti che dobbiamo fare per lo sviluppo della nostra regione. L'altra questione è quella relativa alla violenza sulle donne. Anche qui si registrano molti casi, troppi, alcuni che portano poi a un vero e proprio femminicidio.
Dobbiamo lavorare, intervenire anche qui con la prevenzione, anche qui con l'aiuto alle persone e poi con un lavoro culturale che deve iniziare dalle scuole, che deve iniziare dai nostri ragazzi e che possa costruire un nuovo alfabeto delle relazioni, una nuova cultura tra le persone anche di genere diverso. Ecco, ho voluto fare questa premessa, mi scuso perché sono questioni assolutamente importanti che interessano la vita della nostra regione e dei cittadini. In quanto al Quirinale, sì, credo che lei abbia ragione, anche oggi non credo si produrrà l'elezione del Presidente, però va detto che da oggi si abbassa il quorum e quindi tutte le forze politiche sono chiamate ad una maggiore responsabilità e mi auguro che già nella giornata di domani si possa eleggere un Presidente della Repubblica. È stato sventato un tentativo di una prova muscolare di eleggere un Presidente espressione solo di uno schieramento, un esponente del centrodestra nel corso di queste ultime ore. Credo che bisogna continuare nella strada che abbiamo individuato fin dall'inizio. In questo Parlamento non c'è uno schieramento che può prevalere sull'altro e bisogna trovare una figura condivisa, garante dell'unità nazionale, garante della Costituzione. Si sta lavorando in questo senso e il Partito Democratico ha messo la sua forza a disposizione per raggiungere questo risultato. Davvero mi auguro che lo si possa raggiungere nella giornata di domani, perché il Paese non si può permettere ulteriori ritardi. Abbiamo la pandemia che stiamo vivendo, una crisi internazionale alle porte dell'Europa, difficoltà economiche e sociali. Insomma, il Parlamento deve rispondere con una maggiore responsabilità in tempi rapidi. E tra l'altro possiamo collegarci con Roma, è ripresa la seduta comune del Parlamento, è iniziata la chiama dei deputati, si sta procedendo particolarmente spediti perché per l'appunto il centrodestra si sta astenendo. Martella, se è d'accordo con me, le farei sentire a lei e ai nostri telespettatori le ultime dichiarazioni rilasciate nottetempo dal leader del Partito Democratico Enrico Letta, che di fatto dice il centrodestra finalmente sulla nostra linea, serve un candidato super partes. Centrodestra che si è poi ritrovato in mattinata di prima mattina, ha scelto la linea dell'astensione, quindi diciamo che le forze politiche si stanno prendendo tempo, ulteriore tempo, per arrivare con un nome spendibile nella giornata di domani. Tra l'altro pare, aggiungo, che Giorgia Meloni abbia aperto alle due ipotesi di Elisabetta Belloni, il numero uno dei servizi segreti in Italia, un alto profilo che è sempre stata impegnata nella Farnesina, e del giurista, dell'internazionalista e costituzionalista e quant'altro Sabino Cassese. Ma sentirei Letta. Oggi per noi è un risultato molto importante perché il centrodestra oggi è venuto finalmente sulla linea che da giorni e settimane noi stavamo dicendo. Sembravamo ai loro occhi dei marziani nel chiedere un accordo su un nome super partes, istituzionale, non di parte. Per settimane ci hanno detto che questa non era la strada giusta e che loro volevano il candidato della loro parte politica. Oggi finalmente hanno capito che l'unica possibilità è quella che noi dall'inizio avevamo detto, quindi per noi è un risultato molto importante. Da domani discuteremo delle modalità migliori per far sì che il nostro Paese abbia una o un Presidente della Repubblica all'altezza del successore, da successore di Mattarella. Così a tarda sera Enrico Letta. Senta Martella, lei che è esperto di tutte queste dinamiche, prevarrà davvero la responsabilità o altri blitz sono programmabili e sono ipotizzabili? Io credo che prevarrà la responsabilità, o almeno noi lavoriamo per questo. Non mi pare che nessuna forza politica abbia la capacità, la forza di organizzare blitz.
né penso che il Presidente della Repubblica possa essere oggetto di un blitz. Può essere solamente oggetto di una larga convergenza tra le forze politiche e noi abbiamo lavorato perché questo possa avvenire. Ora si entra nel momento più difficile, quello di individuare il nome che possa realizzare questa intesa. I nomi non mancano, ma è una scelta da fare con grande ponderazione, perché i nomi vengono votati a scrutinio segreto e perché il Presidente della Repubblica è la figura principale del nostro ordinamento costituzionale ed è un riferimento per il nostro Paese e per tutti i cittadini per i prossimi 7 anni. Allora, quindi questo prevarrà la responsabilità e mi auguro che questo avvenga anche in fretta. Allora, vi do un aggiornamento, stanno votando ovviamente anche i rappresentanti veneti, Bazzaro, Alex, deputato della Lega veneziano, si è astenuto in linea con la direttiva del partito, sta votando il veronese Bendinelli, insomma fra poco si presenterà al voto anche Bersani, insomma si va avanti. Ma non c'è solo il Quirinale Martella, fortunatamente da un certo punto di vista, nell'agenda politica, perché sta andando avanti anche l'attività del governo, l'attività ordinaria del governo. Come sappiamo non c'è tempo da perdere, soprattutto sul fronte dell'attuazione del PNRR. Ieri un'importante notizia per il Veneto, perché c'è l'impegno del governo, dell'esecutivo Draghi, nero su bianco, di mettere a disposizione quei famosi 905 milioni di euro per diciamo così, lo scorrimento di graduatoria per i fondi della rigenerazione urbana. È una partita che ha coinvolto, interessato la politica veneta, direi in maniera quasi unitaria nell'ultimo mese, quindi è un importante risultato questo, Martella. Sì, direi proprio di sì. Il governo ha assicurato altri 905 milioni per finanziare quei progetti che erano stati definiti ammissibili ma non erano stati finanziati da parte di nostri molti comuni del Veneto per la rigenerazione urbana e per intervenire appunto sulla qualità della vita urbana dei nostri comuni e delle nostre città. C'era un meccanismo che evidentemente non era stato studiato a sufficienza, un criterio che privilegiava o che escludeva i comuni del nord e del Veneto. Siamo intervenuti per poter cambiare in futuro quel meccanismo, ma soprattutto per finanziare oggi anche quei progetti che erano rimasti fuori. È un importante risultato a cui abbiamo lavorato con forza. Aggiungo solo che bisognerà da parte di tutti, da parte dei comuni, anche dell'ANCI, non solo intervenire a posteriori per recuperare i problemi che si creano, ma lavorare a monte per fare in modo che i criteri possano essere criteri che vadano bene anche alle regioni del nord, al Veneto e ai nostri comuni. C'è stato qualcosa che non ha funzionato in questo ed è partita, come dire, una rivendicazione. Abbiamo recuperato, è sempre meglio partire dalle proposte e non essere superati poi da quello che avviene perché magari non siamo stati attenti fin dall'inizio alle proposte. Martella, poi è arrivata un altro impegno importante in questi giorni da parte dell'esecutivo, ne abbiamo parlato più volte anche io e lei, quello della ZLS per Venezia Rovigo, la zona logistica speciale. Parliamo di un'operazione da oltre 2 miliardi di euro. C'è stata la firma, la possiamo rivedere, tra il ministro Carfagna e il governatore Zaia nella giornata di lunedì. È un passaggio importante, e quanto importante è per il veneziano, Martella? Beh, diciamo per onestà intellettuale che quella firma non vale molto.
è solamente una firma in un protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e il Ministero del Sud, che in realtà è solo una dichiarazione di intenti, un obiettivo politico, ma l'obiettivo di realizzare la ZLS è stato già fissato nella legge di bilancio 2020, quindi adesso non è che ci aspettiamo protocolli d'intesa che servono per far vedere che si sta facendo, ma che si è in ritardo e che si tenta un po' di tamponare i ritardi. Ci aspettiamo rapidamente la firma di un DPCM della Presidenza del Consiglio che sblocchi la situazione che abbiamo già previsto per legge e che, come lei ha detto, può attrarre investimenti a favore di Venezia e di Porto Marghera attraverso un meccanismo di credito d'imposta che può favorire la reindustrializzazione di Porto Marghera e portare nuovi posti di lavoro, per cui non c'è tempo da perdere ulteriore. Adesso si sono dati altri 90 giorni e poi altri 180 giorni. Io dico si faccia molto in fretta e se lo si faccia subito. C'è stata una denuncia anche di Confindustria nei giorni scorsi, io sono intervenuto sul tema, si sono affrettati a firmare questo protocollo, ma adesso bisogna affrettarsi a realizzare la normativa che già c'è ed è questo l'obiettivo che dobbiamo centrare. Martella, le chiedo in 30 secondi, perché sono pronti da Venezia, un commento su questa giornata importante, perché è la giornata della memoria. Ci stiamo collegando per l'appunto con Venezia, con Filippo Fois e la comunità ebraica. Che messaggio deve partire quest'anno? In 30 secondi glielo chiedo, se possibile. Questa è una giornata importantissima che celebra la più spaventosa tragedia del Novecento e che noi senza memoria non siamo niente, e quindi dobbiamo ricordare, perché è l'unico modo per forgiare la coscienza popolare, la coscienza nazionale. Forse non ricadremo nell'abisso della Shoah, ma il rischio dell'antisemitismo, dell'odio razziale c'è sempre, quindi dobbiamo ricordare, lo abbiamo visto nell'episodio che c'è stato, che ha coinvolto un bambino di 12 anni, certo, nei giorni scorsi, e quindi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme perché la coscienza di quanto è accaduto possa servire per ricordare, e a noi e per le generazioni future, per costruire una società migliore. Grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, buon lavoro, e noi per l'appunto andiamo a Venezia da Filippo Fois con Sandro Ponchio, perché Venezia è il cuore della commemorazione e del ricordo. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. È il cuore delle commemorazioni e noi ci troviamo proprio nel ghetto ebraico di Venezia, in campo del Ghetto Novo, dove poco fa c'è stata non solo una cerimonia, ma anche sono state posate alcune pietre d'inciampo che ricordano alcune persone che sono state assassinate nei campi di sterminio. È una giornata in cui ne verranno poste parecchie. Io vi presenterei subito il nostro ospite di questa mattina, che ringraziamo veramente, il professor Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia. Professore, prima di chiederle di entrare nel merito, io ricorderei anche ai nostri telespettatori che il ghetto, la parola ghetto nasce proprio da Venezia. Ci troviamo in un'area che aveva iniziato a ospitare ebrei nel 1500, all'inizio del 1500, e poi è rimasta attiva, diciamo, in quelle modalità fino all'arrivo di Napoleone, quindi alla fine del 1700. Sì, gli ebrei erano già a Venezia o nel circondario forse dal 1200, probabilmente dal 1200, risiedevano anche a Mestre, non potevano risiedere a Venezia. A Venezia ebbero autorizzazione di risiedere dal 1516, quando vennero segregati, protetti e segregati allo stesso tempo, diciamo, per essere obiettivi, nel ghetto, in uno dei campi di ghetto, questo esattamente, e poi allargatosi all'altro. Ghetto è un nome che deriva dal getto veneziano, cioè dalla fonderia. Qui c'erano fonderie. Fonderie di cannoni, e il getto poi probabilmente per la pronuncia tedesca degli ebrei ashkenaziti, diciamo così, provenienti dalla zona tedesca, diventò una G dura e quindi diventò ghetto. Diciamo. Si diceva qui ci sono i palazzi più alti di Venezia proprio per questo fatto, che si poteva crescere solamente verso l'alto. Sì, le chiamerei case più che palazzi, perché palazzi dà un'altra sensazione. Sono case molto alte, soprattutto nell'alto ghetto, ci sono 7 piani, sono i nostri grattacieli veneziani,
perché gli ebrei non potevano espandersi in larghezza, la zona di residenza poteva espandersi solo in altezza, quindi si accumulavano un piano sull'altro in modo disorganizzato e non strutturato, non organico, e durante qualche festa di matrimonio i piani crollavano, diciamo così. Addirittura? Sì, certo. Cioè i piani più alti non venivano, il peso dei piani più alti non veniva sorretto dalle fondamenta, non erano preparate a quel peso e quindi crollavano l'uno sull'altro. Meglio poi quindi festeggiare al piano terra a quel punto. Decisamente, e all'aperto possibilmente, visto la situazione. Dobbiamo tornare ad argomenti più seri. Oggi c'è stata la commemorazione qui, io mi avvicinerei anche al monumento che mi stava dicendo prima è stato posato circa a metà degli anni 80, primi anni 90. C'è stata già un'importante giornata di commemorazione al Teatro La Fenice di Venezia domenica mattina. Già in quell'occasione lei, prendendo la parola, aveva avuto diciamo delle espressioni dure su quello che sta accadendo in Italia e più in generale nel mondo nei confronti della Shoah, nei confronti di quello che si dice e si pensa da parte di alcune persone. Sì, io sono presidente da marzo, lo sono stato già per un mandato molti anni fa, nel 2001-2005. Io non credo nella ritualità vuota, credo che bisogna non essere duri, ma essere chiari e quindi guardare la realtà in trasparenza, cercando di vederla con occhi obiettivi. Parlando di antisemitismo, di Shoah, di antisemitismo, si è imbarazzati, diciamo così, perché ci si rende conto di pesare con questo ricordo sugli altri. Io sono convinto che moltissimi pensano siamo stanchi di parlare di Shoah e solo di Shoah e così via. La Shoah non è unica, ci sono tanti genocidi, è un discorso che non si può fingere di non sentirlo. Allora, ne sono consapevole. Purtroppo la Shoah è unica e non lo dico per avere il privilegio, perché gli ebrei debbano avere il privilegio del ricordo. Io soffro moltissimo quando penso agli armeni, ad esempio, al genocidio armeno o alle persecuzioni kurde. Io non riesco a dimenticarmele giorno per giorno, non soltanto in un giorno particolare dell'anno. Io dico soltanto, non esiste un altro caso nella storia dell'umanità in cui si sia cercato un popolo in tutta Europa per convogliarlo verso dei campi di concentramento e casa per casa li si è strappati dalla loro quotidianità, dalla loro normalità, e li si è gassati, bruciati e fatti passare per un camino. Ora, questo è successo in tutta Europa, non esiste un caso analogo. Quando ovviamente sento parlare di analogie improprie e arriviamo al limite dei Novax e dei Green Pass, che è un caso limite però non è l'unico, è chiaro che si sente spregevole il raffronto. Cioè, vuol dire che non abbiamo studiato e non sappiamo cos'è la Shoah allora. Allora cosa ha fatto la società? Allora, io sono piuttosto anziano e sono nato dopo la guerra, subito dopo la guerra, e so che l'ho subito durante la guerra. I professori di storia non trattavano la Shoah, non era nel programma, non era quasi nel programma la seconda guerra mondiale. Si arrivava all'inizio e poi si saltava. Perché era finito l'anno? Ma lo si faceva finire così, non è che finiva per sbaglio. Era lo spirito di conciliazione che doveva prevalere. Non se ne parlava perché ormai il fascismo erano ancora fra i banchi, i fascisti. Io ne ho avuto esperienza personale diretta di fascisti fra i banchi che mi dicevano cose antipatiche sugli ebrei. Figli di fascisti, direi. Figli di fascisti, di famiglia fascista, e fascisti avevano ereditato questo credo, diciamo così. E ti chiedevano come mai non sei andato a fare la guerra tu intendendo voi ebrei. E io non riuscivo a spiegargli che nel 1938 sono uscite le leggi razziali e ci avevano estromesso da qualsiasi attività, pubblica, non pubblica, dalle scuole e così via. Cosa fai? Devo insegnargli io la storia? Ma credo che non la sappiamo anche oggi questa storia. Allora, quando si dice la Shoah è un privilegio, no, non è un privilegio. Se noi sentiamo istituzionalità, membri del Parlamento, membri di consigli regionali e comunali che dicono si parla di Shoah perché gli ebrei sono potenti e hanno più forza degli altri di far parlare delle loro sofferenze, ma siamo pazzi. E da questo poi derivano anche atteggiamenti come quello che ha coinvolto un bambino di 12 anni, recentemente ne ha parlato anche di questo. Certo, ti chiedi soprattutto da che famiglia provengano quelle ragazzine che sono state educate così. Il ragazzino mi fa una pena pazzesca perché resterà traumatizzato per tutta la vita da quello che gli è successo, perché lui probabilmente vive oltretutto in una cittadina dove non c'è comunità ebraica, quindi lui forse non era neanche abituato a pensarsi ebreo, diverso.
lo hanno costretto a sentirsi diverso e non sa neanche perché. Di che cosa si sentirà colpevole quel ragazzino? Dico, chi medita su queste cose? Chi di noi riflette su queste cose? Come supererà il trauma il ragazzino e come faranno le ragazzine a confrontarsi con la loro superflua ingenuità, diciamo così, e con l'educazione che hanno ricevuto? Che educazione hanno i loro genitori? Che educazione hanno dato i loro figli? Io credo che i nostri figli, virgolette, normali, non si sarebbero mai sognati di offendere o di insultare o di picchiare un ragazzino perché ha la pelle diversa dalla loro. Ma questo succede purtroppo. Dove sta andando il paese? Vogliamo renderci conto che c'è razzismo nel paese o vogliamo chiuderci gli occhi di fronte a queste cose? Perché quando, come dicevo, rappresentanti delle istituzioni usano un certo linguaggio antisemita o razzista, e gli immigrati entrano nel problema, non sono mica fuori da questo problema. Dico, ricordava per esempio un paese come la Germania ha fatto i conti col suo passato noi in Italia diciamo ci siamo un po', l'abbiamo lasciato passare come un cavallo. Conciliare l'un l'altro Vorrei far vedere ai nostri telespettatori proprio questo basso rilievo in cui si vede un treno con i deportati che vengono fatti scendere. È di Arbit Blattas, uno scultore che ha fatto anche altre formelle dall'altra parte del campo, in onore, in commemorazione, diciamo così, di questa tragedia, lui stesso in famiglia colpito dalla tragedia, diciamo così. E dietro ci sono scolpiti i 246 nomi degli ebrei che sono stati deportati e non sono tornati, fra cui una dozzina di parenti miei, diciamo così. E chi ha perso? Noi intanto ci avviamo verso la casa di riposo ebraica. Il padre di mio padre, la madre di mia madre, una cugina di 21 anni portata via col marito e con il figlio partorito da pochi mesi. Il bambino che ovviamente era un grandissimo criminale ebreo, è stato ucciso a 2 mesi. A casa sua si parlava di questa tragedia o c'è voluto del tempo? Se ne parlava poco, si piangeva per lo più, mia madre piangeva, cioè si cercava di riprendere la vita, ovviamente, non è che si fosse dimenticato, la sofferenza c'era, era presente anche quando eravamo bambini, però non se ne parlava in modo diffuso, seduti a tavola a raccontare. Si sapevano le cose più semplici, meno dolorose, che i miei erano dovuti fuggire in Svizzera, che mio fratello aveva sofferto perché aveva 1 anno e così via. Dei campi di concentramento non si parlava, dei carri bestiame in cui i miei nonni sono stati ammassati in 150 in piedi per 5 giorni nelle loro, come dire, fisiologicità, ecco, per capirci. Non si parlava, ci pensi dopo quando acquisti il bene della ragione e cominci a pensare e a cercare di immedesimarti. Ma forse era... Preferiva sapere o dimenticare questa parte della storia della sua famiglia? Non ci ho mai pensato, non ho mai pensato di dimenticare, anzi da bambino pensavo di dover vendicare questa tragedia, questo male. Sentimenti anche di rabbia molto forti. Di impotenza, di rabbia e sensi di colpa per non poter fare nulla per appunto vendicare, per rifarsi rappresaglia di quello che ti era stato fatto, non sapevi con chi ti saresti, pensieri di ragazzino, di bambino, diciamo così. Però sicuramente un trauma anche quello, di cui non ci rendevamo conto, perché io credo che quelli della mia età che hanno subito come altra successiva generazione tutto questo, si pensava normale che fosse tutta questa cosa, che si dovesse soffrire per aver subito la Shoah. Tu non ti rendevi conto, se non dopo, che gli altri ragazzini vivevano normalmente, non avevano questi pensieri, questi piccoli traumi, questi segni, queste ferite. Noi siamo arrivati adesso davanti alla casa israelitica di riposo perché oggi è stata una giornata importante nel corso della quale sono state posate una trentina, credo, di pietre d'inciampo. Cosa sono le pietre d'inciampo? Lo diciamo a chi non lo sapesse. Sono delle pietre che ricordano una persona che ha abitato davanti alla porta in cui vengono messe ed è stata deportata e assassinata nei campi di sterminio. A Venezia ci sono, con le 30 che sono state, che si stanno posizionando ancora in questo momento, credo le ultime, 135 pietre d'inciampo. È la città che ha il maggior numero di queste testimonianze dopo Roma, chiaramente molto più grande tra l'altro di noi. Oggi tra l'altro erano presenti anche dei parenti delle persone. Sono quasi sempre presenti dei parenti, perché qualcuno che magari non fa neanche parte della comunità si riscopre
ebreo o parente erede di ebrei, di zie, di prozii e così via. E quindi vengono qualcuno anche a commuoversi al ricordo di questi parenti che sono stati strappati. Questa era una casa di riposo, la casa di riposo israelitica, e quindi gli ebrei erano stati anche riuniti qui per poi deportarli, perché era stata molto ben organizzata la deportazione, non era una cosa casuale. C'era chi indicava le porte, chi indicava le abitazioni, chi indicava gli ebrei nascosti, chi li vendeva per qualche migliaio di lire e così via, insomma. Oggi com'è la comunità ebraica qui a Venezia? Chiaramente siamo in una città che vive già di problemi suoi, lo spopolamento è il primo, per cui chiaramente anche qui si risente di questo problema. Beh, il calo demografico è il calo demografico della città, purtroppo. Siamo 400 ebrei di una comunità che nel 600 era una delle più popolose d'Italia, 5-6 mila ebrei si calcola, e poi ridotta a 2.000-1.500 nel Novecento. Poi c'è stata una buona emigrazione per mancanza di lavoro verso Roma, ad esempio, qualcosa poco verso Israele, e poi c'è stata la Shoah che ha dato la mazzata definitiva, e oggi siamo stabili da diversi decenni sui 400-450 persone. Ci sono 7 sinagoghe. Ci sono 5 sinagoghe maggiori, no, ma lei ha detto giusto, ci sono 5 sinagoghe maggiori, e all'interno di 2 di queste ci sono 2 piccole sinagoghe, quindi in realtà sono 7. Senta, oggi il pericolo, a qualcuno non piacerà dirlo, ma per la strada che sta prendendo la città, e che in una città che è un itinerario turistico sostanzialmente continuo, anche questo diventi una parte di queste visite, diciamo, qualcuno dice Disneyland. Allora, il ghetto si è rivalutato negli ultimi decenni. Prima era considerato un luogo squallido, da evitare, privo di interesse, povero ovviamente, perché qui era rimasto il proletariato ebraico. Adesso non c'è quasi più nessuno, non c'è più, ci sono pochissime famiglie, sulle dita di una mano si possono contare, di ebrei. Poi negli ultimi decenni, un po' perché abbiamo restaurato noi le sinagoghe, questa stessa ex casa di riposo che oggi è una residenza turistica, si sono rivalutate purtroppo anche le case e i costi delle case intorno, che non sono di ebrei, lo sottolineo, ed è diventato luogo più appetibile, più turistico, un po' perché c'è il turismo che viene a vedere la zona ebraica, un po' perché si sono aperti dei negozietti di specialità ebraiche e non solo, che hanno dato vita. Si spera che non diventi una Disneyland, questo sì, cioè che non diventi il luogo deputato alle chincaglierie ebraiche, diciamo così, ma che si rivaluti anche la cultura e la storia dell'ebraismo veneziano. Ricordarci in che periodo viviamo, e che non siamo certo in un parco giochi, c'è anche un posto fisso delle forze dell'ordine che era stato circa qualche decennio fa, se non mi ricordo. Ero presidente io a quell'epoca, attorno al 2002, credo 2001-2002. È una garita che ho insistito moltissimo io che venisse realizzata, se non ricordo male, dal comune, per dare riparo a militi che controllano e sorvegliano, purtroppo devono sorvegliare la zona, perché è uno degli obiettivi in Italia, 24 ore su 24, quindi hanno bisogno anche di sedersi o di ripararsi dal caldo o dal freddo. Che c'è una giornata particolarmente umida, per esempio. Le racconto vi facciamo vedere anche questi altri. Certo, le racconto un episodio di antisemitismo, allora, per capire cos'è l'antisemitismo, altrimenti non lo capiamo. Pensiamo che l'antisemitismo sia soltanto, che poi è una fetta di razzismo, sia soltanto la persecuzione, portare la gente in campo di concentramento, ma l'antisemitismo è anche nel linguaggio. Un consigliere comunale di qualche anno fa sui giornali scrisse che ci denunciava questo privilegio degli ebrei di Venezia di avere una garita, come se il servizio lo avessimo chiesto noi. È stato dichiarato obiettivo sensibile e quindi le istituzioni hanno detto, e se l'abbiamo di fatto finanziata in buona parte noi, i servizi a questa gente li diamo noi, e però è un privilegio degli ebrei. Questo è l'esempio più classico, diciamo così. Parliamo di 20 anni fa, quando proprio l'allarme sul terrorismo internazionale era diventato uno dei temi all'ordine del giorno. Nel 1982 c'è stato l'assalto palestinese al Tempio di Roma, e un ragazzino ci ha rimesso le penne, diciamo così. Noi cerchiamo di non ricordarlo, perché noi queste cose cerchiamo di rimuoverle. L'antisemitismo in Italia non c'è.
Perché C'è stato anche un altro attentato all'aeroporto di Roma contro c'era stato un altro attentato a Roma contro la compagnia di bandiera israeliana, tra l'altro in quegli anni. Però queste cose noi le sorvoliamo. Facciamo vedere allora che cosa. Lei mi diceva che addirittura l'artista è della scuola di Picasso. È della scuola di Picasso e niente, ha voluto onorare la Shoah, è stato il primo gesto di commemorazione artistica, diciamo, della Shoah qui a Venezia, e con queste formelle che rappresentano momenti diversi della barbarie nazifascista. Lei oggi cosa vorrebbe che rimanesse del discorso che ha fatto, quello a cui tiene di più? Lei ha parlato delle strumentalizzazioni, dei pericoli della strumentalizzazione della Shoah, per esempio quella, ha citato i Novax sul Green Pass, ha parlato del negazionismo, ha parlato anche di una superficialità per cui si mettono assieme tutte le tragedie in un unico calderone facendogli perdere identità. Io vorrei che rimanesse un po' di coscienza. Io ho parlato giorni fa alla Fenice di vuoto di coscienza della civiltà occidentale, è il vuoto di coscienza anche delle nostre istituzioni, quando non si vuole guardare in faccia la realtà e si lascia che il razzismo si sviluppi e si autoriproduca. Allora non sottovalutiamo niente, cerchiamo di non minimizzare la realtà e gli episodi che si accumulano l'uno dopo l'altro continuamente, ma non solo nei riguardi degli ebrei, che colpiscono anche altre realtà e modalità di diversità. Non riguarda solo gli ebrei sono una punta d'iceberg, perché siamo da secoli gli identificati come diversi, ma adesso i diversi sono altri. Io non mi sono mai sentito diverso, so di avere una mia identità, come lei sa di avere una sua identità. Io rispetto lei, non vedo perché lei non debba rispettare me e la mia identità. Non siamo abituati a pensare alla diversità come una norma. Per noi la norma è l'omologazione, invece la società moderna vorrebbe qualcosa di diverso. Lo diciamo tra l'altro da una città che è sempre stata, diciamo, un crocevia di popoli diversi, per cui da questo punto di vista più o meno lo è rimasto. Per cui dovrebbe... Venezia soprattutto, certo, ha una storia indelebile. Speriamo che rimanga ancora che vale doppio questo. Io ringrazio il professor Dario Calimani per la sua gentilezza e la lascio ai suoi impegni perché so che tra poco deve già andare via. Dario Calimani è il presidente della comunità ebraica di Venezia. Oggi è stata una giornata di celebrazioni in ricordo delle vittime di questa terribile tragedia che non è avvenuta in un'epoca lontana e persa nella storia, ma nella civilissima Europa degli anni 30 e 40 con dei numeri mostruosi. 6 milioni di persone sono state assassinate durante la Shoah. Grazie Calimani. Io restituisco la linea a Cristian Arboit. Grazie davvero per questo bellissimo collegamento, davvero denso di significati. Grazie a Filippo Fois con Sandro Ponchio e grazie al professor Dario Calimani per le sue riflessioni e la sua disponibilità. E in questa giornata della memoria arriva anche il messaggio del presidente Luca Zaia, da sempre molto vicino alla comunità ebraica veneziana. Il seme della banalizzazione, dice Zaia, è rischioso quanto quello del negazionismo. Per questo in questa giornata sento il rappresentare i veneti nell'onorare i milioni di ebrei e tutte le altre vittime che non sono tornate dai lager nazisti. Zaia ricorda anche come ci siano stati oltre 50 veneti a cui è stato riconosciuto il titolo di giusto tra le nazioni dallo Stato di Israele per aver reagito all'orrore dell'Olocausto. Tra l'altro Calimani parlava delle diversità, di come non solo la comunità ebraica sia stata sotto attacco. Nell'Olocausto morirono anche tantissimi omosessuali, per esempio il triangolo giallo e c'era poi il triangolo rosa. A questo proposito c'è una serie di iniziative, lo possiamo vedere, del coordinamento LGBTE di Treviso, che dedica questa giornata per l'appunto agli uomini con il triangolo rosa. Una serie di letture, di reading, di appuntamenti che terranno banco per tutta la giornata. Uno in particolare ve lo voglio
dare alle 16, se non sbaglio, eccolo qua, alle 16 al binario 1 di Treviso, un'assemblea pubblica organizzata accanto all'ANPI e alla rete degli studenti medi. Tutto questo per l'appunto per non dimenticare. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi ci colleghiamo con Padova, a fra pochissimo. Di nuovo in diretta per andare a Padova, una città ancora in lutto per la morte davvero prematura di Carlo Alberto Conte, il ragazzino di 12 anni che ha accusato quel malore che poi è risultato fatale domenica mattina nel corso di una gara podistica a Vittorio Veneto. Buongiorno alla nostra Chiara Gaiani da Padova. Buongiorno Christian, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo in una via del centro di Padova dove c'è proprio la scuola che frequentava Carlo Alberto Conte. Questa è via Galilei, la scuola è una scuola media molto conosciuta in città, la scuola media Pascoli. Sono sotto shock i compagni di classe di Carlo Alberto, ma soprattutto la famiglia, una famiglia che vi abbiamo raccontato anche nei nostri servizi durante quella difficilissima e dolorosissima giornata che è stata quella di ieri. Ha reagito in modo forte a una perdita grandissima, tanto da autorizzare che sul cuore di Carlo Alberto siano effettuate delle ricerche che saranno condotte dal Dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Padova, coordinato da Cristina Basso, che abbiamo sentito e di cui vi proporremo poi l'intervista nel corso dei notiziari di questa sera. La professoressa Basso ci ha raccontato che è nata cardiologa, ma poi ha proprio iniziato ad analizzare tutte le anomalie di questo muscolo. Lei l'ha chiamato viscere, che è il più importante del nostro corpo, è quello che fa in modo che noi restiamo in vita, perché fa in modo che possano muoversi tutti gli altri muscoli, e ci sono queste anomalie che talvolta sono impercettibili, che causano quella che è la morte improvvisa, la stessa che probabilmente ha colto Carlo Alberto. Ecco, il cuore di Carlo Alberto servirà probabilmente a dare speranza a tantissime persone, soprattutto a tantissimi adolescenti, perché la ricerca potrà fare dei nuovi passi avanti. Quindi un senso a una perdita profonda che ha davvero sconvolto tutta la città. Io ho nel cuore l'intervista fatta all'allenatrice di Carlo Alberto, era con lui, ci ha raccontato i drammatici momenti quando il nome del giovanissimo atleta è stato fatto sulla pista, l'arrivo all'ambulanza di corsa trafelati, e poi quello insomma che è successo lo sappiamo. Davvero una città molto provata, quella di Padova, Christian. Chiara, non solo la comunità padovana ma anche quella trevigiana e un po' in generale tutto il mondo dello sport, una morte che pone tanti interrogativi ma che soprattutto continua ad addolorare sinceramente. Chiara, cambiamo argomento, perché di Padova in queste ore si parla tanto, perché potrebbe essere la città natale della nuova Presidente della Repubblica. Il nome della Casellati, di Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale Presidente del Senato, è sul tavolo da giorni. C'è chi dice che potrebbe essere una mediazione possibile. Certo, la politica ci abitua a continui cambiamenti, a continue evoluzioni, bluff e blitz, però insomma il nome si fa. Che reazione c'è a Padova, che umore c'è a Padova attorno a questa possibilità? Beh, ovviamente c'è grande orgoglio attorno a quella che è la seconda carica dello Stato in questo momento. Tra l'altro, insomma, lo ricordiamo anche, lo faccio io che sono una donna, si tratta di una donna che potrebbe diventare il nuovo Presidente della Repubblica. Certo, il nome lo ha fatto anche Salvini nei giorni scorsi, ma è un nome ricorrente quello della Presidente del Senato Casellati. Padova ovviamente sarebbe onorata di poter dire che una sua cittadina diventa Presidente della Repubblica.
Repubblica, tra l'altro insomma una cittadina che è molto presente anche per quanto possibile, visti i tempi che stiamo vivendo, nella vita della città. Ma vorrei ricordare che Padova non è nuova ad un legame molto stretto con i presidenti della Repubblica. Giorgio Napolitano, ricordiamolo, aveva un legame fortissimo con la città, è venuto in visita più volte perché Giorgio Napolitano ha studiato al liceo classico Tito Livio, il liceo classico per eccellenza della città, quindi diciamo che potrebbe essere un legame tra il Quirinale e la città di Padova che continua. Ecco, quindi diciamo che Padova è abituata a essere sempre un po' in cima all'agenda politica e istituzionale, Chiara, possiamo dire così? Sì, beh, su alcune cose assolutamente, d'altra parte insomma la sua università, la sua scuola di legge, ricordiamo che la Presidente del Senato ha uno studio legale molto importante in città, insomma prima di essere la politica che conosciamo all'interno di Forza Italia è stata un avvocato, e un avvocato che si è occupato di diritto di famiglia è davvero molto, molto importante per la città. La scuola di legge della città di Padova è davvero una delle scuole di legge più importanti del nostro paese. Quindi sì, esatto, tanti insigni giuristi sono passati ovviamente per Padova e non potrebbe essere altrimenti, Chiara. Certo, questo è quanto, ovviamente insomma vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Ti confesso che io e il collega Francesco Ratai stiamo proprio per iniziando una passeggiata per tastare l'umore dei padovani su questo tema, non solo sulla Presidente del Senato ma anche sull'altro nome che si fa in queste ore, quello dell'ex giudice trevigiano Carlo Nordio. Ecco, nei TG di questa sera potrete sentire proprio dalla viva voce dei cittadini che cosa ne pensano di quello che sta succedendo a Roma in queste ore. Chiara, grazie davvero per questo collegamento, per tutti questi spunti di cronaca, ovviamente tutti i dettagli nel corso del nostro telegiornale regionale a partire dalle 18:30. Grazie e buon lavoro a Chiara Gaiani. Grazie a te. E noi adesso ci stiamo per collegare con il nostro esperto di fiducia, con il professor Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico dell'Università di Verona, che vedo già collegato tra l'altro. Buongiorno professore, tutto bene, come sta? Buongiorno. Tutto bene, grazie, tutto bene. Allora, se lei è d'accordo, parto con i numeri di giornata sul fronte del contagio, perché come lei mi insegna non possiamo prescindere dai numeri. Quindi siamo a 18.998, un attimo che allargo la videata. 18.998 nuovi casi di positività nelle 24 ore, quindi un dato ancora elevato, non sono i 24.000 e 25.000 raggiunti nei giorni scorsi, c'è diciamo così una flessione, ma sono sempre tanti, con la provincia più interessata che è quella di Vicenza, che arriva a quasi 4.000, poi Treviso 3.878, Verona 3.494, 3.327 Padova. Insomma numeri sempre elevati, però dobbiamo guardare al dato ospedaliero, il dato ospedaliero che ci dice questo e ci rassicura per certi versi, perché le terapie intensive attualmente occupate sono 185, vado a memoria, 10 giorni fa eravamo sopra le 200, quindi anche qui c'è una graduale flessione dei ricoveri in area critica. Un attimo solo e vediamo praticamente in diretta anche il capitolo, ahimè ai noi, dei decessi, che sono stati 17 nelle 24 ore. Questo è il quadro, professor Guerriero. Abbiamo superato il picco? Beh, allora, la questione del Scusi picco se le lamento così brutale, però ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Vedo sui giornali, un giorno si dice è stato raggiunto il picco, un altro giorno si dice arriverà fra qualche settimana. Sì, siamo stati anche noi un po' tartassati, perché avevamo previsto il picco nel periodo compreso tra Natale e l'ultimo dell'anno, e dopo ci siamo subito dovuti ricredere, abbiamo dovuto aggiornare le nostre stime, perché nel frattempo è arrivata la variante ormai famosissima
in tutto il mondo, che ha sparigliato le carte. Ora poi vedremo nelle slide cosa è successo con riguardo a questa variante Omicron, però in effetti adesso sembra che la variante Omicron abbia dato la sua fiammata e stiamo iniziando un calo, una discesa. È difficile dire quanto rapida sarà questa discesa e se continuerà questo trend, perché abbiamo visto in passato, ormai è 2 anni che guardiamo le curve del contagio, che a volte a piccoli segnali di discesa poi sono seguite delle riprese del virus. La settimana che sta finendo e i primi giorni della prossima ci diranno definitivamente se abbiamo intrapreso una sicura discesa. Professore, quindi possiamo dire che andiamo verso, è il titolo anche in sovraimpressione, questa normalizzazione? C'è chi dice endemizzazione, nelle settimane scorse si parlava di raffreddorizzazione. Possiamo dirlo? Sottovoce, ma possiamo dirlo? Allora, noi sappiamo di aver superato il picco quando siamo sicuri che abbiamo intrapreso una discesa, per cui qualcosa sta cambiando, lo diciamo sottovoce, lo diciamo con voce anche un po' più forte se vuole, ma sicuramente abbiamo una nuova normalità con la quale confrontarci nei prossimi mesi. Ecco, io verrei alle sue slide che sono sempre molto esaustive. Cominciamo prima dalla situazione internazionale, perché lo ricordiamo, possiamo guardare i dati del Veneto finché vogliamo, delle singole province, ed è giusto farlo perché viviamo qui e il sistema ospedaliero si basa su questi numeri, però poi la pandemia, lo dice la parola stessa, è un fatto internazionale, mondiale. Questo è il quadro, ce lo racconti, professore? Questo è il quadro, ci dice che le vaccinazioni stanno procedendo, evidentemente a livello globale stanno procedendo lentamente in tutte quelle zone in cui voi vedete il colore rosso, marroncino e arancione. Ecco, quelle zone noi le dobbiamo tenere in forte considerazione perché sono zone in cui la bassa vaccinazione può essere un grande serbatoio di eventuali nuove varianti. E come diciamo sempre, le persone si muovono sul territorio globale molto velocemente e quindi la nascita di una nuova variante potrebbe essere portata in giro per il mondo con estrema facilità. Però qualcosa è stato fatto in questi mesi, perché se vedete i numeri in basso ormai siamo vicino alla soglia dei 10 miliardi di vaccini distribuiti e quindi una buona fetta della popolazione mondiale è stata vaccinata almeno con prima dose 60,7 o con seconda dose 52,2 o con booster 12%. Resta il problema forte dell'Africa, professore. Resta il problema forte dell'Africa e non riguarda soltanto i paesi come il nostro che sono vicini all'Africa, come dicevamo, ma riguarda tutti noi, quindi molto c'è da fare per riuscire in questo anno 2022 ad immunizzare quanta più popolazione mondiale possibile. Anche perché più, diciamolo, la vaccinazione tra i vari paesi, i vari continenti è coeva, contemporanea, minore è il rischio che si sviluppino delle varianti. Non c'è dubbio. Chiedeva un bambino al suo padre qualche giorno fa se potessimo chiuderci tutti in casa una settimana e la questione sarebbe risolta, e il bambino aveva ragione, perché basterebbe chiudersi tutti in casa per forse un po' di più, 3-4 settimane, e la questione sarebbe risolta, però abbiamo imparato che questo non è possibile. Veniamo alla seconda slide. Sì, allora questa seconda slide vuole far capire a livello mondiale che cos'è Omicron. Omicron sono quelle canne d'organo che voi vedete sulla destra, cioè noi eravamo abituati a diffusione del virus a livelli decisamente più bassi e sono tutte le curve, i picchi che vedete sulla sinistra del grafico, sono quelli che abbiamo conosciuti in questo anno e mezzo. Omicron è ciò che vedete a destra ed è per questo, come vi dicevo prima, che
abbiamo dovuto spostare le stime del picco, perché è arrivata questa ondata di questa nuova variante che ha travolto il Veneto, ha travolto l'Italia, no, ha travolto e sta travolgendo tutto il mondo. Oggi si stima che sia la variante prevalente, addirittura nel mondo si stima sia intorno all'80-82% la prevalenza di Omicron rispetto alle altre varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta che abbiamo conosciuto nel tempo. E qui è la situazione invece in Europa. Vedete ad esempio la linea della Germania, quella Bordeaux, che sembrava con il lockdown per i non vaccinati avere risolto la situazione, parzialmente l'ha risolto, però ha avuto subito una ripresa. L'Italia in rosa, vedete, nella diffusione del virus ha raggiunto in effetti un picco e sta calando, è proprio il calo di cui vi dicevo prima, è ancora troppo piccolino questo calo per poter certificare aver intrapreso una discesa sicura, e quindi nei prossimi giorni, se questo trend dovesse essere confermato, allora evidentemente dovremo guardare al futuro in maniera un po' diversa. Vi voglio segnalare il Portogallo, che ancora sta spingendo verso l'alto, ma avendo un tasso di vaccinazione superiore al 90%, da loro la mortalità è estremamente contenuta. Venendo al caso Italia invece, vi voglio far notare questo. Vedete, la freccia rossa ci indica l'effetto Omicron, questa grande fiammata che ha dato il virus, e ci stiamo interrogando anche sulla mortalità però, perché la mortalità non sta ancora scendendo. Questo lo abbiamo imparato anche, la mortalità è l'ultimo degli indicatori a calare, e i morti che stiamo registrando oggi probabilmente sono legati a quelle persone che si sono infettate verso la fine dell'anno, verosimilmente con la variante Delta, che dà eventi fatali con più alta frequenza, quindi dovremo aspettare ancora qualche giorno per vedere il calo della mortalità che è appannaggio, ormai l'abbiamo imparato, soprattutto delle persone che hanno grandi complicanze, ma soprattutto che non sono vaccinate. E professore, qui si innesca un po' la polemica, non polemica, il dibattito di questi giorni, sollevato tra l'altro anche da alcuni virologi, penso al professor Bassetti di Genova e quant'altro, sulla contabilizzazione dei decessi per Covid o con Covid. Lei da biostatistico come la vede? È una riflessione giusta quella di Bassetti e di altri oppure no? Sì, allora la riflessione può essere condivisibile. Quando c'è un evento fatale legato alla morte, nella scheda della mortalità noi dobbiamo andare, insomma il medico che constata il decesso, che lo certifica, deve andare a indicare i motivi legati alla morte. È chiaro che i morti per Covid sono quei morti che hanno come prima causa di morte il Covid. Chiaro è che se uno dovesse fare un incidente stradale mortale, si dovesse scoprire essere affetto da Covid, è chiaro che questa mortalità non dovrebbe essere conteggiata tra i morti per Covid, ma con Covid. Ecco, questo cambierebbe tanto o poco in termini statistici, secondo lei? Attualmente non possiamo saperlo perché questa contabilizzazione non è nota, però secondo me potrebbe cambiare abbastanza pesantemente, specie nell'ultimo periodo. Esatto, dove appunto sono cambiati un po' gli scenari epidemiologici e quant'altro. Questo invece è un grafico che riguarda i ricoveri e le terapie intensive. Cosa ci dice? Ecco, questo mi fa molto piacere mostrarvelo questo grafico, perché si può fare una speculazione non indifferente. Cioè noi vediamo che le ospedalizzazioni, qui sono dati del Veneto, che le ospedalizzazioni in area non critica stanno ancora crescendo, mentre le terapie intensive hanno raggiunto un punto di massimo e anzi addirittura quasi quasi stanno mostrando un iniziale calo. Questo secondo me fa vedere ancora una volta l'effetto della variante Omicron e della variante Delta. Sappiamo ormai che la Omicron crei decisamente meno problemi dal punto di vista della salute, e quindi le ospedalizzazioni in area
non critica che stanno crescendo sono appannaggio della Omicron, invece le terapie intensive sono appannaggio delle varianti Delta, specialmente per le persone appunto, come dicevamo prima, non vaccinate. Anche questo è un segnale che la Omicron sta prendendo completamente il palcoscenico anche nel nostro Veneto. Però, se ho ben capito, che è meno grave, nel senso, se non sbaglio. Dobbiamo fare un distinguo, ed è sempre quello il distinguo, cioè tra persone vaccinate e persone non vaccinate. I non vaccinati devono comunque continuamente fare molta attenzione, perché anche la Omicron può portare a ospedalizzazioni e anche a terapia intensiva e anche a eventi fatali. Questo ormai lo abbiamo capito. Per i vaccinati, specialmente con dose booster, la Omicron non sta dando nessun problema se non ci sono comorbidità presenti. Ecco, e qua andiamo ancora più nello specifico e parliamo dei nuovi casi mensili ogni 100.000 abitanti. Sì. Questo adesso io non voglio tediarvi nel raccontarvi questi grafici, però vorrei che si notasse la differenza tra la riga grigia e le altre righe. Le righe grigie o le linee grigie di tendenza rappresentano i non vaccinati e quindi ancora una volta andiamo a confermare che per quanto riguarda le ospedalizzazioni, la terapia intensiva e i decessi c'è questa differenza in altezza tra la linea grigia e le altre linee di diversa gradazione di verde che stanno a indicare i vaccinati con booster meno di 120 giorni o più di 120 giorni. In ogni caso la grossa differenza sta tra chi non ha fatto il vaccino e chi ha fatto almeno una dose di vaccino. Questo per affermare ancora con dati in maniera seria e scientifica che i non vaccinati sono a forte rischio ancora con riguardo a questo virus, anche quando parliamo di variante Omicron. Ecco, quindi chiarissimo. Questo è un grafico, professore, che lei aggiorna costantemente e che fa un po' la sintesi di tutto quello che ci siamo detti finora. È un grafico molto molto significativo. Ecco, qui noi andiamo a stimare il rischio aggiuntivo e quindi diciamo, ma il vaccinato rispetto al non vaccinato, quali sono i rapporti di rischi? Beh, noi sappiamo che per quanto riguarda il contagio, il non vaccinato rischia circa 2 volte in più del vaccinato di contagiarsi. E beh, qua dopo dovremo un attimo vedere qual è l'evento che segue al contagio, ma se guardiamo l'ospedalizzazione, la terapia intensiva e la morte, vediamo che la differenza è enorme. E quello che ho messo, il valore che ho messo tra parentesi, sta a indicare cosa succede nel caso in cui la persona non solo è vaccinata ma ha anche la dose booster. Quindi voi vedete con chiarezza che c'è un rischio che è 1000 volte più alto con riguardo a ospedalizzazioni, terapie intensive e mortalità del non vaccinato rispetto ai vaccinati. Questi numeri, dice correttamente, vengono costantemente aggiornati perché noi stiamo vedendo che a mano che aumenta la quota di popolazione vaccinata e a mano che aumenta la quota di popolazione con dose booster, la differenza è eclatante, cioè il confronto non regge più. E questo è diciamo una considerazione per certi versi definitiva. Proprio per questo, e vengo all'ultima domanda, mi scuso con l'ospite, con Andrea Gregori del Nursinda di Vicenza, sarò fra pochissimo da lei, Gregori. Professore, le regioni, proprio sulla base di questi dati, di questa evoluzione epidemiologica, stanno chiedendo un allentamento delle quarantene, perché in dubbio c'è un caos in atto soprattutto a livello scolastico. Posso dare i dati della provincia di Treviso, sono appena arrivati proprio alle 13.03, ci sono 3.276 classi sotto provvedimento, sono un po' diminuite, di cui 1.181 quarantene, 520 miste, monitoraggi e quarantene. Le faccio la domanda diretta, professore, le regole vanno cambiate? È una giusta rivendicazione quella delle regioni? Non c'è dubbio, le regole vanno cambiate, ma non solo per la scuola, dobbiamo rivedere un po' tutto il sistema perché come abbiamo visto adesso dai numeri che abbiamo raccontato, la situazione è in forte cambiamento, per cui se fra una settimana, 10 giorni vediamo che
le curve vanno in quella direzione e Omicron conferma le sue caratteristiche, noi dobbiamo obtorto collo cambiare le regole, altrimenti con quei tassi di espansione del virus dovremmo bloccare tutto il paese di nuovo. Anche perché, diciamocelo, il contact tracing è saltato completamente, quindi di fatto misure restrittive di questo tipo di fronte a un contact tracing in tilt forse non sono utilissime. Non riusciamo più a tenerlo in piedi il contact tracing, non c'è dubbio. Dobbiamo però pensare che adesso siamo vaccinati nella stragrande maggioranza dei casi. Tantissime persone si stanno contagiando e si contageranno, speriamo che non andrà a finire male per queste persone, specie quelle non vaccinate, e quindi veramente nel giro di un mese potremo avere dei tassi di copertura dovuta al contagio, dovuta al vaccino molto, molto elevati, e quindi mi aspetto che le ospedalizzazioni saranno completamente diverse. E ricordiamo anche che dicevamo durante le vacanze natalizie con le scuole chiuse il contagio è esploso, quindi anche per quanto riguarda il tema delle scuole, anche qui dobbiamo ripensare, perché che la positività di un ragazzino, 2 ragazzini o 3 ragazzini ne debba far sì di fermarne altri 17, 18, 19, credo che magari vaccinati, credo che non sia proprio coerente. Soprattutto una positività asintomatica, che è poi anche questo uno dei nodi. Senta professore, io la ringrazio per la consueta chiarezza e le auguro buon lavoro. A presto. Grazie anche a voi. A presto quindi al nostro Massimo Guerriero, epidemiologo biostatistico dell'Università di Verona, e ben trovato, benvenuto a Andrea Gregori, che è appunto rappresentante del NURSIND di Vicenza. Ben trovato Gregori. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ho ascoltato molto volentieri il professore, perché è sempre uno spunto interessante per la visione d'insieme dell'epidemia. Perché anche voi come sindacato degli infermieri, ne abbiamo parlato qualche sera fa, chiedete il cambio delle regole, soprattutto sulle quarantene, perché comunque è indubbio che anche gli operatori sanitari sono coinvolti in questo caos, isolamenti, quarantene, normative, questo groviglio burocratico che paralizza o comunque va a inficiare lo stesso servizio che viene posto in essere dagli infermieri. È così? Allora, le do solo un dato. Allora, la nostra professione è per l'85% una professione al femminile e che ha figli in età minore. Quindi le posso solo dire che molti dei permessi che vengono presi ad oggi è per assistere i figli a casa in DAD, perché i figli non vanno a scuola. E quindi questa è un ulteriore aggravio sui colleghi che già si sono contagiati. Quindi le regole vanno assolutamente cambiate. Perché siamo ormai dentro un circolo vizioso, diciamocelo. Certo, se non sei ammalato, sei a casa in quarantena, sei in isolamento o devi stare a casa con i figli in DAD. Quindi questo circolo vizioso va assolutamente spezzato, ma penso che la politica sia in ritardo di almeno 20 giorni su questo. Mentre penso che la politica sia in ritardo da più tempo, quindi più di 20 giorni, su altre questioni che voi ponete in maniera molto seria. Domani c'è una mobilitazione del NURSIND a livello nazionale e a livello veneto. Perché? Cosa chiedete dopo 2 anni di pandemia? Che vengano cambiate le regole del gioco anche per la professione infermieristica, perché dopo 2 anni di pandemia si è reso evidente quali sono tutti i limiti della programmazione nazionale rispetto ai numeri, i limiti delle condizioni di lavoro e i limiti delle retribuzioni. Dati sono sconfortanti sia come accesso dei giovani all'università per intraprendere questa professione e sia per l'abbandono di chi questa professione la fa già. I dati INPS del 2021 sono impietosi, 2.000 sanitari se ne sono andati dal servizio pubblico e 1.500 sono infermieri. Io penso che questo sia un dato senza precedenti rispetto al lavoro pubblico in generale.
Di solito il lavoro pubblico, come si dice, è il posto sicuro che non si lascia. Bene, allora, questi 2 anni hanno dimostrato che il posto dell'infermiere non è un posto sicuro da un certo punto di vista, nel senso che eravamo completamente impreparati alla pandemia e le retribuzioni non sono adeguate e la qualità di vita di un infermiere non è più assolutamente accettabile. Ecco, qui vediamo, diciamo così, il promo di questa Sì. mobilitazione. Quante adesioni, a che percentuale siamo? Perché si parte domani mattina alle 7, se non sbaglio. Sì, domani mattina alle 7 inizia lo sciopero che dura 24 ore fino alle 7 del sabato mattina. Al netto dei contingenti minimi, che è quello che noi dobbiamo garantire per legge, perché siamo un servizio pubblico essenziale, questo dobbiamo sempre ricordarlo, le adesioni nei servizi in cui si può sono molto elevate e giustamente elevate, perché non è una protesta che arriva dopo aver provato a negoziare con tutti i soggetti istituzionali la nostra condizione. Le risposte sono state veramente assenti sotto tutti i punti di vista e questo è sicuramente la cartina di tornasole del malessere di una professione che in Italia sta morendo. Non riesce a essere più attrattiva nei confronti dei giovani, c'è un problema quindi che sta a monte e che andrebbe quindi risolto con stipendi migliori e anche condizioni di lavoro più dignitose, lei dice. Certo, questi sono 2 elementi. Terzo elemento, che è quello che diceva lei, che sostanzialmente non è più appetibile per i giovani. Io le do un dato. Sostanzialmente le 3 regioni più industrializzate del paese, che sono Veneto, Lombardia e Piemonte, quest'anno non hanno coperto i posti che erano a disposizione nelle università. Quindi numero chiuso o non numero chiuso, queste 3 regioni hanno un problema anche se fosse di libero accesso, perché non hanno coperto nemmeno i numeri chiusi. Quindi serve anche una politica incentivante per questo corso di laurea. E senta Gregori, poi noi quando parliamo di infermieri pensiamo subito all'infermiere ospedaliero, quindi l'infermiere che lavora all'interno di un ospedale, all'interno di un ULSS. In realtà la situazione è particolarmente drammatica, e non sto esagerando, nelle case di riposo, nelle RSA, nei centri servizi. Lo documentiamo ormai ogni sera, gli appelli si sprecano da parte anche dei direttori di queste strutture. Non si trovano infermieri e vanno a cercarli nel Sud America, per esempio. In questo momento ci sono diversi brasiliani. È finita anche l'epoca dell'Est Europa, nel senso non si trovano più infermieri neanche nei paesi che solitamente erano un po' il serbatoio di manodopera da questo punto di vista. E si pone un problema di equipollenza poi anche dei titoli. Come ne usciamo? Allora, senza nulla togliere a questi paesi, penso che il livello di formazione dell'infermiere italiano negli atenei italiani sia di primissima scelta, tanto è vero che noi siamo richiestissimi nei paesi del nord Europa. I paesi del nord Europa fanno ponti d'oro ai nostri neolaureati perché vadano là a lavorare e un giovane che ha voglia di fare un'esperienza nuova e gratificante la va a fare di sicuro. E Gregori mi dica su questo, perché così contestualizziamo, di che stipendi parliamo nel nord Europa? Allora, al nord Europa ovviamente, allora, se tu paragoni lo stipendio in euro è quasi il doppio, se non il triplo in qualche occasione, voglio dire. Ci sono paesi del nord Europa che pagano 4.500, 5.000 euro. È vero anche, ad onor del vero, che la vita nei paesi del nord Europa è molto più cara che da noi, quindi il potere d'acquisto non è poi rilevabile in 3 volte tanto, ma in 2 volte tanto sì, magari. Ecco, diceva, l'ho interrotta, stavamo parlando degli infermieri nelle case di riposo, qui la situazione è davvero drammatica. Sì, allora, il vaso di Pandora sostanzialmente si è scoperchiato nel momento in cui è stata evidente la pandemia e si sono aperti una serie di posti che prima non erano disponibili negli ospedali. Quindi c'è stato un grosso drenaggio di risorse
dalle case di riposo agli ospedali pubblici. Devo dire che l'abbiamo anche tutto restituito, perché adesso gli infermieri assunti negli ospedali pubblici attraverso un comando vanno a fare qualche mese anche nelle strutture per anziani, in modo da riuscire a coprire il fabbisogno, altrimenti queste sarebbero al collasso. Ma anche qui, perché un infermiere di una casa di riposo decide appena ne ha l'opportunità di andare nella struttura sanitaria? Prima di tutto perché il lavoro più qualificato lo fai nelle strutture sanitarie delle aziende ospedaliere, e i giovani sono molto attratti da questo, ovviamente, da quella che è la tecnologia, l'intensità di cura e quelle cose lì, quindi vogliono fare un'esperienza diversa. Anche lì il problema è la retribuzione. Allora, noi è anni che ci battiamo per un contratto unico nazionale del personale infermieristico, mentre anche lì è un contratto diverso da quello della sanità e più penalizzante. Certo. È chiarissimo, sono due livelli diversi ed è chiaro che si instaura una concorrenza anche all'interno dello stesso settore, quindi tra ULSS e case di riposo. Poi c'è da dire che nel periodo della pandemia sono state fatte delle chiamate dirette di fatto da parte delle strutture pubbliche, e tanti infermieri delle case di riposo hanno optato poi per la struttura pubblica lasciando la casa di riposo, e anche questo è un problema. Beh, sicuramente, infatti la delibera della Regione Veneto, che ha sostanzialmente consentito alle ULSS di dare le proprie graduatorie in funzione ai servizi per anziani, ha funzionato nella misura in cui la retribuzione dell'infermiere che va nella casa di riposo è uguale a quella dell'infermiere che lavora nella struttura sanitaria, e questo ha potuto in un certo modo calmierare questa concorrenza. Ma ripeto, sono misure emergenziali, bisogna programmare qualcosa di diverso per il futuro delle case di riposo. Gregori, in ultimissima battuta ricordiamo quindi la mobilitazione di domani, lo dica lei. Sì, domani allora dalle ore 9 noi siamo a Schiavonia, che è l'ospedale simbolo di questa pandemia, primo ospedale chiuso in Italia con gli operatori sanitari dentro 24 mesi fa. Ci troviamo lì con una rappresentanza del Veneto e faremo una manifestazione ovviamente pacifica, informando l'utenza che va avanti e indietro di quali sono le sofferenze della categoria, e interrogando la politica su una gestione migliore del personale infermieristico, a partire dalle regioni e a finire con il livello nazionale. Grazie ad Andrea Gregori, grazie e buon lavoro. Ovviamente ci tenga aggiornati sulla vostra mobilitazione e poi ovviamente sulle richieste del mondo infermieristico. Grazie quindi e alla prossima. La ringrazio. Vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Con lei cambiamo decisamente argomento, chiudiamo questa pagina doverosa dedicata ai temi sanitari e quindi alla pandemia, per concentrarci invece sui temi della sicurezza. Ieri sera, se non sbaglio, ieri nel tardo pomeriggio, il comune di San Zenone degli Ezzelini, che lei guida, ha diramato un alert alla popolazione, un'allerta a truffe. Che cosa sta succedendo? Sì, esatto, e purtroppo è solo uno degli ultimi alert, diciamo, che abbiamo diffuso come comune. Ieri sera mi arrivano delle telefonate da parte di alcuni cittadini che mi chiedono che tipo di indagini stia facendo il comune, perché una signora sta chiamando i cittadini, specialmente quelli superiori ai 60 anni, chiedendo alcune informazioni. Il problema è che il comune non sta facendo alcun tipo di indagine attualmente.
si è terminato, diciamo, prima di Natale, il 23 dicembre, il censimento, per cui magari si poteva immaginare fosse quello, ma non era quello, e quindi appunto ci siamo sentiti di divulgare subito questa notizia, questo alert, dicendo ai cittadini di fare attenzione. Perché può essere che si tratti di una truffa. Inoltre in questo periodo purtroppo a San Zenone stiamo anche vivendo una serie di furti e di tentate rapine che ci sono specialmente in zone dove ci sono condomini, e quindi diciamo che l'allerta è molto alta. Ecco, possiamo vedere l'alert, che così lo riconoscono anche i suoi concittadini. Questo è l'avviso diramato dal comune, quindi dal comune di San Zenone degli Ezzelini nella giornata di ieri. E diceva Sindaco, c'è l'allerta truffe in questo momento, ma poi c'è l'allarme furti, mi scusi la sintesi giornalistica, soprattutto nei condomini, soprattutto nei garage, quindi condominiali. Anche qui lei ha lanciato un appello forte e chiaro alla sicurezza condivisa, così si dice in questo periodo. Resta il fatto poi, se non erro, che la stazione di San Zenone degli Ezzelini si è integrata con quella di Asolo, mi spieghi? Sì, prima avevamo la stazione di Fonte e San Zenone, già da molti anni ormai però la sede era ad Asolo, e erano praticamente distaccate, sia la caserma di Fonte San Zenone e la caserma di Asolo erano nello stesso nucleo, nello stesso luogo, ma distaccate. Adesso finalmente è venuta l'unione, quindi si avranno anche maggiori forze per quanto riguarda appunto carabinieri presenti nel nostro territorio. Questo è un passo in avanti molto utile sicuramente per tutti i nostri cittadini e per la sicurezza di tutti. Dicevamo appunto delle rapine e dell'allerta che abbiamo diramato. Logicamente noi come comune e io come sindaco facciamo quello che possiamo fare. Cerchiamo logicamente di far mantenere anche la calma ai cittadini, comprendendo purtroppo l'allarme e la preoccupazione che tutti viviamo e tutti vivono per paura che appunto qualche malintenzionato entri nelle proprie case o nei propri garage. Dal nostro punto, noi come comune comunque ci siamo attivati facendo ad esempio intervenire, spostando gli orari ad esempio della polizia locale, facendoli intervenire anche in orari serali. Abbiamo attivato i varchi per il controllo delle targhe, quindi degli accessi delle automobili e quant'altro che passa in paese. La protezione civile e i volontari, che ringrazio sempre, si sono attivati per sorvegliare il territorio, diciamo, negli orari specialmente notturni. Quindi cerchiamo comunque di collaborare nonostante il costante contatto che ho con le forze dell'ordine, in questo caso con la caserma dei carabinieri di Asolo, che sono sul pezzo, che stanno lavorando logicamente a questo e ad altre emergenze che ci sono. A ciascuno il suo, verrebbe da dire, Sindaco. Tra l'altro mi piace leggere questo passaggio del suo post di qualche giorno fa. Ricordo che il Sindaco non può arrestare i ladri e assicuro che i carabinieri, che ringrazio, stanno facendo quello che devono fare. Altro non è opportuno dire, anche per ragioni di sicurezza e riservatezza, e visto il clima attuale chiedo a tutti di evitare inutili polemiche o accuse. C'è anche questo aspetto. Era una battuta logicamente che ho fatto, perché si sa, che nel momento in cui magari ci sono delle problematiche si tende, specie se non si è della linea del sindaco, diciamo, si tende ad attaccare il sindaco. È una battuta che ho fatto, anche se veritiera, però appunto mi sento di dire ai miei cittadini di rimanere tranquilli, che non è solo San Zenone purtroppo, è un periodo che è nella zona pedemontana e anche in altre zone che c'è questo fenomeno, e i carabinieri comunque stanno lavorando, me lo assicurano quotidianamente quando ci sentiamo. Esatto, tra l'altro ne abbiamo parlato con i diretti interessati, con le forze dell'ordine, appunto è in corso questa intensificazione dei controlli. Poi si deve fare sempre i conti con la carenza di personale. Ne parlavamo prima con gli infermieri, è un tema che riguarda le forze dell'ordine, è un tema, diciamo così, un po' in generale.
Sì, è un tema in generale che riguarda anche i comuni, perché se pensiamo che San Zenone ad esempio ha 2 agenti di polizia locale, per cui non è che possiamo chiedere a loro di fare i miracoli. Certo, si stanno impegnando e fanno tutto quello che possono fare, però ad esempio ha chiesto, diciamo così, in prestito al comune limitrofo di Fonte un altro agente per poter appunto integrare gli orari e riuscire ad avere più controllo nel territorio. Perché quanti abitanti fa San Zenone? 7.300. 7.300, stando alla normativa dovrebbe esserci un agente di polizia locale ogni 1.000 abitanti, più o meno siamo già in difetto di 5/6. Sì, siamo già in difetto, in forte difetto qui, come purtroppo insomma per quanto riguarda il personale pubblico. Purtroppo attualmente questa è la situazione che ci troviamo a vivere. Cerchiamo però appunto di collaborare attualmente, come ho detto, con i comuni limitrofi per vedere di riuscire a essere appunto più incisivi e cercare di dare più sicurezza ai nostri cittadini. Sindaco, chiedo anche a lei, è uno dei leitmotiv di questi giorni, la politica, soprattutto le regioni e non solo, chiedono di cambiare le regole sulle quarantene. C'è questo caos, soprattutto nel mondo della scuola. A San Zenone cosa sta succedendo nello specifico e soprattutto le chiedo, lei è d'accordo? Io sono d'accordo perché tra l'altro oltre a quello che succede nelle scuole, come avrete saputo, è successo anche in municipio, dove mi sono trovato proprio a termine, verso fine anno, a dover chiudere il municipio, ad avere nei giorni seguenti 3-4 dipendenti attivi qui in sede, appunto a causa della positività di un dipendente, che poi è una positività che è apparsa anche in altri dipendenti. Quindi io stesso ad esempio mi sono trovato, come ho detto, a fare l'impiegato, a rispondere al telefono e a fare quello che c'era da fare, perché logicamente quando c'è bisogno bisogna darsi tutti una mano. Però ho esempi ancora oggi magari di persone che sono vaccinate, che hanno il terzo vaccino, che sono a casa asintomatiche e che le attualmente ho messe in smart working, alcuni che hanno dato la disponibilità lo stesso di lavorare fortunatamente, ma non è la stessa cosa che avere qua il personale operativo al 100% che lavora. Stiamo tornando un po' alla normalità adesso, ma abbiamo sicuramente passato un periodo duro, parlo come comune, in questi giorni, e lo stesso riguarda, adesso non ho i dati aggiornati, ma lo stesso riguarda comunque per le scuole, perché sentendomi appunto con la dirigente è logico e umano che a un certo punto una persona ti dica non ce la faccio più a gestire la cosa, perché come si dice spesso, a volte sembra anche un lockdown camuffato, no? Perché ci sono più persone, tantissime persone a casa in isolamento, per cui vanno sicuramente a questo punto riviste le regole. Sindaco, in ultimissima battuta, oggi è il giorno della memoria, ci siamo collegati prima con il ghetto di Venezia, abbiamo parlato con il presidente della comunità ebraica Dario Calimani, abbiamo ricordato l'olocausto che ha interessato omosessuali, zingari e quant'altro. È un giorno importante questo. Il presidente Zaia ha ricordato anche i 50 veneti giusti fra le nazioni che si sono distinti in quel periodo per aver aiutato concretamente il popolo ebraico. Vedo sempre dai social del comune di San Zenone e degli Ezedini che oggi voi state commemorando dei cittadini illustri, sì, in particolare Don Oddo Stocco. Sì, che è un po' l'anima di quel periodo, che ha trasmesso a tutte le persone, no, non solo i giusti, che abbiamo anche qui a San Zenone, che ha trasmesso appunto l'amore e la volontà di aiutare chi era in difficoltà, in estrema difficoltà in quel periodo. Quindi anche noi oggi abbiamo voluto commemorare purtroppo la tragedia dell'Olocausto, ricordando però chi in quel tempo non si è tirato indietro, chi ha avuto la forza e la volontà
di aiutare le persone che erano appunto, che rischiavano la morte, che rischiavano di essere state, che rischiavano di essere deportate. Loro stesso rischiando hanno però avuto il coraggio di aiutare. Allora abbiamo ricordato i giusti e abbiamo ricordato anche le altre persone che comunque hanno dato il loro contributo. Ho voluto ricordarli perché mi piace sempre cercare gli aspetti, quelli che diano un segnale positivo, no, alle situazioni che purtroppo si vivono, e questo è un grande segnale, il fatto che ci siano state persone che hanno avuto il coraggio, rischiando molto, perché si sa che si rischiava la morte, si rischiava di essere deportati, aiutando gli ebrei o comunque le persone che erano in difficoltà. E quindi ho voluto appunto dare questo segnale, ricordando queste grandi persone che abbiamo avuto nel nostro paese. Ecco, e qui possiamo vedere, questo è il libro sostanzialmente che nel 2013 venne realizzato dalla classe quarta A di San Zenone. Sì, di Liedolo, sì, esatto. Pierina e Alfonso nel Giardino dei Giusti, e qui ci sono i nomi e le storie di queste persone, insomma, che si distinsero. Ho rispolverato in biblioteca qualche libro e tirando fuori appunto questo lavoro che avevano fatto i ragazzi delle scuole. Mi sembrava un bel segnale, perché è soprattutto a loro che dobbiamo trasmettere, anche se molte volte sono gli adulti a dimenticarsi di che cosa voglia dire rispetto, di che cosa voglia dire uguaglianza, di che cosa voglia dire amare il prossimo. Però insomma ho voluto tirar fuori questo lavoro fatto da questi ragazzi che sempre si impegnano, un bel esempio insomma che ho voluto rispolverare dagli archivi della biblioteca. Vi aggiorno sulle dinamiche romane. La riunione del Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, possiamo vederlo, è sospesa, riprenderà alle 13:58. Mi piace perché danno sempre l'orario preciso, non si capisce perché poi insomma siamo un po' all'autogestione anche oggi, mi pare di capire. Sindaco, ultimissima battuta. Guardando al Quirinale, un sindaco giovane come lei che guarda al Quirinale, a queste dinamiche romane, a questa giungla parlamentare, ecco, che cosa prova e che cosa si augura? Allora, in questi giorni, guardando, perché logicamente oltre all'interesse c'è anche la passione, no? Magari da parte di un sindaco, di seguire tutta questa dinamica. Una cosa sicuramente è da dire, che nel momento in cui si leggono purtroppo certe schede con certi nomi, scuoto la testa e mi vergogno, no, un po' di essere rappresentato da chi, al posto di cercare di mettersi d'accordo, butta là dei nomi senza anche rispetto, secondo me, nei confronti di noi elettori, nomi a caso e improbabili che possono appunto diventare Presidente della Repubblica. Però io spero davvero che ci sia tra le forze politiche che diano, lo spero, una grande dimostrazione di maturità, scegliendo un candidato magari a larga, che sia votato logicamente con un largo consenso da parte dell'Aula, e che possa rappresentare dignitosamente tutti noi italiani. Ci faccia un nome. L'Italia quella bella. Ci faccia un nome, Sindaco. Un nome, se posso evitare il nome, però vorrei questa volta, anche se insomma siamo tutti uguali, però vorrei fosse una donna, come tanti vorrebbero, sarebbe un bellissimo segnale, insomma, per le istituzioni, sarebbe un bellissimo segnale per le donne logicamente, ma per tutti noi italiani, perché diciamo che è ora anche insomma che una donna ricopra questo ruolo, e ce ne abbiamo sicuramente valide che possono farlo, però vediamo insomma quello che sarà l'evolversi. Sindaco Fabio Marina, grazie e buon lavoro. Vedo già collegato Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Razzolini, fra pochissimo sono da lei. Ci raggiunge in studio Fabio Maggio di Forza Italia. Avremo poi da Roma un grande elettore, il senatore Dem Andrea Ferrazzi, e tanto altro ancora. Adesso il meteo e poi la pubblicità fra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione e stasi atmosferica sull'Italia. Il risvolto della medaglia, come sappiamo, è rappresentato da nebbie e scarsa qualità dell'aria. Vediamo il dettaglio di giovedì 27 gennaio. Sul Veneto nebbie, foschi e nubi basse saranno una presenza quasi costante in pianura, non solo al primo mattino e dopo il tramonto, localmente in alcune zone persisteranno anche nelle ore diurne, tuttavia non si escludono anche ampie schiarite soleggiate. E con l'anticiclone e le nebbie lo smog rimarrà imprigionato nei bassi strati dell'atmosfera, portando l'inquinamento ai valori massimi della settimana. Venti a tratti moderati da ovest. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 4-6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche addensamento al mattino e locali riduzioni della visibilità, a seguire più sole. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in studio, rieccoci, ben trovati per continuare il nostro racconto di questo giovedì a nord-est, con un occhio puntato ovviamente a Roma, al Parlamento in seduta comune. Oggi quarta chiama, è in corso per il momento, c'è da dire che la seduta è sospesa, riprenderà fra 18 minuti esatti, così ci dice il sito ufficiale della Camera dei Deputati. L'ANSA titola così: si vota per la quarta volta, non c'è il nome, questo lo si era capito, con Fratelli d'Italia che apre all'ipotesi Cassese e Belloni. Quindi Sabino Cassese, giurista, esperto di diritto internazionale, autore di tanti manuali, molti studenti in giurisprudenza lo conoscono bene, poi costituzionalista e quant'altro, quindi sicuramente un nome di alto profilo, come è un nome di alto profilo quello di Elisabetta Belloni, capo della Farnesina per tanto tempo e oggi appunto guida dei servizi segreti. Quindi questi sono i due nomi sui quali c'è anche un'apertura da parte di Fratelli d'Italia. Ne parliamo con Fabio Maggio, Forza Italia, assessore comunale a Pederobba. Buongiorno Maggio. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ed è collegato, ve l'ho mostrato e presentato prima, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, consigliere regionale. Buongiorno Razzolini. Buongiorno a tutti voi. Razzolini, parto da lei. Giorgia Meloni in questi giorni, bisogna ammetterlo, non si è risparmiata, aveva candidato Nordio, poi ha messo sul tavolo il nominativo di Guido Crosetto. Ieri sappiamo come è andata, è stata per certi versi anche una prova di forza interna al centrodestra, e oggi c'è questa apertura nonostante il centrodestra si stia in qualche modo astenendo dal voto. Cassese e Belloni sono due nomi sul tavolo, o è un bluff, un modo per prendere tempo? Ma non credo sia un modo per prendere tempo, ma un modo per iniziare a ragionare, perché lo si sa bene, sì, non è mai facile eleggere un Presidente della Repubblica, in questo caso che non abbiamo neanche una maggioranza decisiva, nel senso che se guardiamo l'orientamento come è il centrodestra e il centrosinistra, oggi comunque il centrodestra non ha i voti per esprimere da solo un nome, un Presidente, e comunque è sempre giusto condividerlo con tutto il Parlamento, perché poi il Presidente della Repubblica è la prima carica dello Stato, quindi è giusto che sia un nome comunque che trova una condivisione all'interno
del Parlamento. A me l'ipotesi di Nordio piaceva e piace tuttora molto. Credo che questi nomi comunque siano poi usciti, quelli di Belloni e Cassese, per cercare appunto di trovare un dialogo con il centro-sinistra, e poi ovviamente per quanto può piacere a me Nordio, bisogna sempre che abbia anche i voti di un'altra parte politica, non solo quella di Fratelli d'Italia, che comunque ieri con Crosetto ha avuto un buonissimo risultato, perché Fratelli d'Italia tra senatori, deputati, insomma tutti i grandi elettori, anche quelli delegati della regione, sono 63. Ieri comunque il Crosetto ha portato a casa 114 voti, e quindi questo è un grande risultato, perché è il 181% rispetto alle forze che ha Fratelli d'Italia. Questo vuol dire che sicuramente Fratelli d'Italia, il mio partito, si sta muovendo in una direzione che anche all'interno del Parlamento sta avendo comunque un successo, perché sta dando delle proposte, sta comunque mettendo dei nomi, sta cercando di trovare una soluzione, perché non basta appunto votare scheda bianca. Sicuramente il voto della scheda bianca ha un significato di prendere tempo, e non è che è un voto fatto a caso, ecco, dietro comunque ci sono dei ragionamenti, però a un certo punto è anche giusto mettere i puntini su i e fare delle proposte, perché le cose per risolverle comunque devono avere delle proposte concrete da portare avanti. Maggio, questa strategia di Giorgia Meloni, poi parleremo un po' di tutti gli altri leader, ovviamente, è una strategia utile o crea degli attriti all'interno del centrodestra? Perché diciamo che le premesse degli esordi, ovvero un centrodestra compatto, non si stanno in qualche modo realizzando. Quella di ieri su Crosetto a molti, anche in Forza Italia, è apparsa una prova di forza. Ma guardi, l'elezione del Presidente della Repubblica è un gioco di tattica parlamentare, prima di tutto, lo stiamo vedendo in questi giorni, ed è qualcosa che i cittadini faticano a capire, anche se è un processo democratico normale, e io credo che a maggior ragione oggi sia necessario dire che questo tipo di votazioni serve, e serve farle in questo tempo, perché questo processo aiuta a selezionare il presidente più idoneo a rappresentare il paese. C'è qualcuno che sta cominciando a dire no ma i mercati, no ma le reazioni. Io credo che i mercati siano molto importanti, ma che il rispetto di questi processi democratici sia fondamentale. Quindi bene il tempo, una settimana credo sia un tempo più che sufficiente. Spero che entro la fine di questa settimana i partiti arrivino a definire un presidente. Sul centrodestra, francamente credo che, a fronte anzitutto di una disponibilità forte del presidente Berlusconi a un passo indietro, che aveva tutte le caratteristiche per poter ambire alla più alta carica dello Stato, oggi il centrodestra sia alla ricerca, come doveroso che sia, di unità per presentare un candidato di estrazione cattolico-liberale. Io credo che questo sia l'obiettivo che tutti i partiti del centrodestra devono porsi, cioè finalmente portare alla Presidenza della Repubblica un candidato che rappresenti tutta la nazione, ma di un'estrazione cattolico-liberale. Ecco, se questo è l'obiettivo, i nomi in campo mi pare che oggi non rappresenteranno quello che sarà il vero candidato del centrodestra. Quindi né Cassese né la Belloni? Io credo che il centrodestra e il Parlamento ci sorprenderanno nelle prossime ore. La carta sul tavolo è quella della Casellati. Dicono che sia uno degli assi nella manica finali di Salvini. È ipotizzabile? Ma, guardi, la Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, quindi è certamente una candidata ipotizzabile e indubbiamente idonea, anche perché ricordiamo che svolge già funzioni di supplenza della Presidenza della Repubblica, i cittadini che ci ascoltano. Credo che sia un nome spendibile da parte del centrodestra, laddove però, vista l'autorevolezza della persona, sia condiviso da tutte le forze in campo, proprio per evitare alla seconda carica dello Stato di scendere in campo e di bruciarsi. Ecco. E forse bruciato è il nome di Casini. Ieri sembrava in pole position, poi ci sono stati dei veti incrociati. Casini, ecco, l'opzione Casini, Maggio, lei come la vede? Guardi, anche da giovane amministratore, insomma, Casini rappresenta un po' anche per alcuni la vecchia politica.
Guardi, si sono fatti tanti nomi in questi giorni, Casini è uno di questi, sicuramente un politico di lungo corso. È, io credo, un candidato che rappresenta, come correttamente lei ha fatto notare, la vecchia politica e soprattutto rappresenta un modo di fare politica che ha l'unico obiettivo di rimanere in Parlamento, perché voglio ricordare che Casini ha cambiato più volte schieramento per ottenere il posto che oggi legittimamente, perché è stato eletto, occupa in Senato. È sicuramente un politico di distinta capacità, non credo sia e possa essere il candidato che il centrodestra oggi e per oggi intendo in questo giorno di giovedì presenterà. Ecco. Le cronache del Corriere.it, sempre molto centrate, dicono che si punti a un esterno con Meloni, lo dicevamo anche prima all'apertura dell'Ansa, che apre a Belloni, PD, appunto su Belloni, che parla di una soluzione onorevole, quindi è il nome di giornata. Mi piace poi quest'altro titolo sempre del Corriere.it, Belloni agita i parlamentari, insomma lo ricordiamo, è la guida dei servizi segreti, singolare francamente, quella ai dossier di tutti. Io non ho niente da nascondere, però, e qui parlano ovviamente alcuni parlamentari, quindi il Corriere che ha insomma raccolto alcune impressioni su questo nominativo. Diceva Maggio? Sarebbe un po' singolare che il capo dei servizi segreti diventasse il Presidente della Repubblica, è un po' come negli Stati Uniti il capo della CIA diventasse il Presidente degli Stati Uniti, è un po', diciamo, credo sia inopportuno quantomeno. Ecco, sempre Corriere.it, ci sono i ritratti dei due candidati appunto del giorno, Belloni e Cassese. Belloni, le passeggiate all'alba, l'esperienza internazionale, il ruolo ai servizi segreti, chi è Elisabetta Belloni, e poi Cassese, 9 lauree honoris causa, mica poco, ministro con Ciampi, lui che però dice al Corriere lasciatemi fare il professore, insomma, quindi mi sa che siamo ancora un po' lontani. Razzolini, le chiedo, facciamo un passo indietro perché poi in questi giorni se ne è parlato tanto. Il nome di Nordio, che è stato il primo a essere speso da Meloni, perché Nordio? Sono arrivate delle sollecitazioni dal Veneto, come è maturata quel nome all'interno di Fratelli d'Italia? Come si è maturato onestamente non glielo so dire, nel senso che questi sono comunque discorsi abbastanza importanti e riservati, quindi sicuramente questo nome, appunto ribadisco, mi fa piacere che un partito come Fratelli d'Italia, che soprattutto qui in Veneto tante volte viene detto come un partito romanocentrico, abbia espresso come primo nome e quello indicato maggiormente proprio il nome di un trevigiano e di una persona illustre che ha fatto veramente del bene, si è comportata in maniera molto onesta e alla quale avrebbe tutte le carte in regola a ricoprire quel ruolo che comunque poi anche è a capo della magistratura, e sicuramente in questo momento storico più che mai serve una persona dritta che sia lì anche a mettere un po' di ordine a determinati livelli, diciamo. Non glielo so dire come sia nato, credo che comunque in Veneto sicuramente ha avuto dei buoni suggeritori che gli hanno fatto questo nome. Ecco, sapevo che girava, però insomma, ecco, io l'ho sentita anche l'altro giorno l'onorevole Meloni, il quale appunto le ho fatto i complimenti per la scelta del nome, che ho visto che è molto apprezzato proprio a livello trasversale qui in Veneto, anche da destra a sinistra, ma anche non ha rischiato di bruciarlo? Però ad oggi non è ancora stato votato. Bruciarlo in realtà è un nome messo lì che però in Parlamento non ha ancora ricevuto voto, nel senso che non è ancora stata spesa, diciamo, una votazione dove si è provato ad eleggerlo, proprio perché si sta cercando un attimo di capire se effettivamente questo nome possa avere anche un riscontro dall'altra parte, cosa che comunque fin da subito il centro-sinistra sulla rosa dei tre nomi è stata abbastanza chiara, ha detto che non trovano una convergenza, quindi non trovando una convergenza è difficile che poi possa essere eletto, però nel frattempo è lì
in panchina, pronto comunque da essere messo in campo nel caso che ci siano effettivamente i voti. Secondo me, ribadisco, è una persona di stima e potrebbe veramente, e poi per noi veneti sicuramente sarebbe il primo presidente della Repubblica Veneto, e insomma su questo secondo me la Meloni ha fatto proprio centro, ovviamente non può deciderlo lei. Razzolini, quanto rischia il centrodestra? Perché c'è da dire che in realtà tutti un po' stanno rischiando, praticamente tutti i leader di partito, forse esclusa appunto la Meloni, devono fare i conti con i franchi tiratori. Ce ne saranno moltissimi e ce ne sono tanti probabilmente appunto in ogni partito. Proprio per questo le manovre sono in corso. Di fatto ogni leader sta mandando avanti l'altro, perché vai avanti tu che mi viene da ridere. È un'interpretazione corretta questa, Maggio? No, io credo che sia corretta. Ogni passo adesso rischia di catapultare una forza politica in una situazione di grave difficoltà. Tutti i partiti, non solo nel centrodestra, sono spaccati al loro interno tra diverse anime, e quindi il gioco di questi giorni è quello della mediazione, forse con l'unica esclusione, come diceva lei, di Fratelli d'Italia. Ma è giusto anche sia così, siamo un sistema partitico, è corretto che le mediazioni avvengano all'interno dei partiti e fuori. E questo è il momento in cui però si giocherà anche il futuro del governo. Credo che molto sulla scelta del nome dipenderà dalle garanzie che i leader di partito avranno sulla prosecuzione della legislatura. Non dimentichiamoci che siamo ancora nel mezzo della pandemia, ancora nel mezzo del processo più importante di gestione delle prime erogazioni dei fondi PNRR. Ci sono aziende che aspettano, amministrazioni comunali che contano su quelle risorse, cittadini che desiderano che quelle risorse siano ben spese. E da ultimo appunto notizia di ieri, i fondi per la rigenerazione urbana, c'è lo scorrimento di graduatoria, 905 milioni di euro per il Veneto, è un risultato comunque importante, tutti lo stanno un po' rivendicando anche in maniera bipartisan, ma questo è il sentore che bisogna andare avanti con un'attività ordinaria che di ordinario ha ben poco, ovviamente. E vedo collegato da Roma, vado subito da lui perché immagino che i minuti siano contati, Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dia qualche news. Anche oggi non se ne fa nulla, giornata che va a vuoto. Sì, era ampiamente prevedibile una situazione di questo tipo. Si è entrato in una situazione di forte difficoltà dalla quale bisogna uscire e cercare di uscire anche velocemente, perché insomma da oggi in poi in particolare non sono più tollerabili i giochetti e ritardi. E senta, Fratelli d'Italia, dicevamo prima, ha aperto all'ipotesi Cassese e Belloni, con il Partito Democratico che dice potrebbe essere una soluzione onorevole quella della Belloni. È così? Ma Fratelli d'Italia sta facendo un gioco suo particolare, legittimo per carità, è l'unica forza politica che è, diciamo, all'opposizione del governo. È una forza politica che tra l'altro sta mettendo in forte difficoltà Salvini, basta vedere quello che è avvenuto ieri. Il voto così massiccio su Crosetto ha costretto tutto il centrodestra oggi a non presentarsi nemmeno al voto, si sono astenuti in massa, perché altrimenti sarebbero scattati altri voti simili a quello di ieri, magari amplificati ancor più, e avrebbero determinato, diciamo, una frattura ancora più clamorosa di quella che è avvenuta ieri all'interno del centrodestra. La verità è che Salvini sta rischiando grosso, perché la forzatura sul piano anche istituzionale che aveva cercato di fare con la Casellati, come io avevo tra l'altro anche previsto da tempo, gli si è ritorta contro e non è riuscito a unificare nemmeno il centrodestra, nemmeno molti di Forza Italia erano di fatto d'accordo dinanzi a una soluzione di questo tipo. E ora si trova nella situazione complicata di voler essere kingmaker, ma di non riuscire invece ad uscire da questa situazione molto difficile.
Senta, ne parlavamo poco fa con Maggio, tutti i leader sono alla prova dei franchi tiratori, quindi tutti i leader di partito, tranne forse la Meloni, hanno questo grattacapo in più. All'interno del PD si dice ci siano due anime, quella pro Draghi e quella contro Draghi. È una semplificazione giornalistica o c'è questa tensione? Ma guardi, in realtà il Partito Democratico si sta dimostrando di essere molto unito. Abbiamo fatto anche ieri sera un incontro tra i grandi elettori e non è emersa alcuna, diciamo, divisione. Certamente ci sono visioni che possono essere anche differenziate, ma non siamo dinanzi a un nome secco sul quale poi ci dovrà essere l'unità di tutti. Ci sono sensibilità diverse, faccio però presente, anzi faccio oltretutto presente, che il Partito Democratico è l'unico partito che ha portato avanti l'idea di Draghi e soprattutto della salvaguardia istituzionale, ma per il bene del Paese, della figura di Draghi, che è una figura baricentrica, fondamentale per la stabilità sia interna sia sul piano internazionale. Questo l'ha ribadito con forza il Partito Democratico unitariamente e al di là del ruolo che avrà Draghi nei prossimi mesi è del tutto evidente che però questo dovrà essere centrale. Qualcuno dice, poi magari è una precisa strategia, il PD finora non ha fatto nomi, l'altro giorno invece, ecco, ricordiamo c'è stata la rosa dei nominativi del centrodestra, tra questi c'era Nordio e quant'altro, ecco, fare nomi è diciamo così, un modo per prendere tempo, è un bluff, che cos'è? È il momento di fare nomi o di non fare nomi questo? È il momento di fare nomi, ma nelle riunioni in cui si tratta davvero, non con le conferenze stampa. Ma lei aveva mai visto la presentazione ad urne aperte, tra l'altro, dei nomi in conferenza stampa? Cioè le sembra credibile? E subito dopo Salvini stesso ha aggiunto però nomi ne abbiamo anche altri, oltre i 3, quindi definendo nel momento in cui venivano comunicati che erano già sorpassati, che erano dunque pure candidati bandiera, al di là della, diciamo, anche della validità delle singole persone, dei nomi che erano stati presentati, anche dalla caratura da alcuni punti di vista. Sai, i nomi vanno fatti con criteri, i nomi vanno fatti per unificare, non per sparigliare le carte, perché noi abbiamo posto una questione di fondo. C'è una tenuta del governo anche da preservare, perché il PNRR, i fondi sulla rigenerazione, è un po' diverso, come le diceva lei prima, tra l'altro, anche qua dovremmo approfondire, la tenuta a livello europeo, il pericolo di speculazione finanziaria nel nostro Paese, il quale è costantemente esposto, visto la situazione di enorme debito pubblico. Ecco, tutto questo prevede che nel mentre si decide una gestione la più unitaria possibile per il Presidente della Repubblica, si abbia l'accortezza di definire quale può essere la continuità di un governo di salvezza nazionale contro la pandemia e per i fondi del PNRR. Ecco, tra l'altro sono riprese le votazioni alla Camera, in questo momento è stato chiamato tra l'altro Alessandro Zan, il deputato padovano. Senta Ferrazzi, ecco, no, mi interessava questa sua specifica sui fondi di rigenerazione urbana. Mi dica pure, facciamo pure questo. Beh, lei sa che io mi sono molto mosso anche la scorsa 2 settimane fa, oltre alle interrogazioni parlamentari, abbiamo chiamato in aula il Ministro degli Interni a rispondere, insieme alla capogruppo, insieme al senatore Alfieri, e lì ci era impegnata a trovare le risorse. Quanti erano le risorse? 900 milioni che mancavano perché noi non volevamo fare un inutile e tra l'altro ormai impossibile braccio di ferro tra i comuni del sud e quelli del nord, ma dicevamo tutti i progetti ammessi siano finanziati appunto con i 900 milioni. La notizia di ieri è una notizia buona metà, nel senso che sono fondi che erano già nella pancia degli enti locali non utilizzati, ma soprattutto sono stati dilazionati tra il 2022 e il 2026 e quindi capisce che questa non è la stessa cosa di finanziarli sul 2022. All'interno del decreto mille proroghe, il Partito Democratico, noi abbiamo presentato un emendamento che prevede il finanziamento di 500 milioni nel 2022, in modo tale che i comuni possano davvero spendere andando avanti con i progetti. Ecco, questa è la situazione
allo stato dell'arte. Questa mattina ho incontrato il MEF proprio per verificare, al di là degli annunci e lei se ha notato, io non ho fatto nessuna dichiarazione stampa ieri, perché le cose prima vanno portate a terra e poi vanno comunicate. Ecco, bisogna continuare a presidiare anche su questo fronte. Quindi dice il capitolo rigenerazione urbana non è ancora chiuso. E su è all'ordine del giorno dell'attenzione del governo, ma i soldi servono subito, non da qua al 2026, perché altrimenti i comuni rischiano di non poter portare a casa i progetti. Ed è per questo che noi abbiamo un emendamento che impegna il governo entro il 2022 di finanziare quei 500 milioni. Vediamo come va a finire. Vediamo quindi diciamo così, un emendamento che chiede una immediata liquidazione sostanzialmente, mi pare di capire. Senta Ferrazzi, ultimissima domanda, poi la lascio andare perché immagino siano ore convulse. Domani è la giornata definitiva, perché ormai sembrava oggi e tutti dicono venerdì e si decide venerdì. Il pomeriggio, la notte porteranno consiglio? Ma io lo auspico. Domani tra l'altro c'è la nostra richiesta di votare 2 volte, non solamente una, in modo da poter accelerare nel voto. Se la ricordi avevo immaginato che o si votava oggi, cioè giovedì, un candidato diciamo nuovo politico, oppure si sarebbe andati da venerdì a domenica sul voto istituzionale. Io vedo che Draghi comunque continua ad esserci, no? Nel tavolo della trattativa, a meno che poi alla fine, presi dalla disperazione perché non c'è raccordo, si vada tutti in viaggio a Sicilia a chiedere a Mattarella di fare questo sforzo come si fece per Napolitano. Lei pensa che ci sia questa ipotesi sia seriamente sul tavolo? È seriamente richiesta da moltissime forze politiche. Il Presidente chiaramente però va rispettato, ha già detto da tempo che non è interessato a una sua riproposizione per svariati motivi anche di ordine istituzionali oltre che personali, e quindi va rispettato. Certamente però se da questa situazione non si riesce ad uscire bisognerà trovare una soluzione che possa essere nell'interesse soprattutto degli italiani, dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Senatore, grazie per questi aggiornamenti, buon lavoro, noi ci risentiamo sicuramente nelle prossime ore. Maggio, ma ritornare cappello in mano, verrebbe da dire, da Mattarella, come era successo con Napolitano, che significato avrebbe per la politica italiana? Sarebbe per certi versi un fallimento. Sarebbe il secondo fallimento della politica italiana. Il primo è rappresentato, per quanti benefici stia dando al Paese, dall'aver scelto Mario Draghi come Presidente del Consiglio. Personalità straordinariamente competente, ma segno che la politica non è in grado di trovare all'interno di se stessa leader convincenti e capaci. E questo sarebbe il secondo fallimento, tornare col cappello in mano da Mattarella, grandissimo presidente, rappresentante dell'unità nazionale per questi 7 anni, sarebbe semplicemente la certificazione che nell'arco politico non esiste una personalità in grado di rappresentare tutti con le competenze e la forza richiesti per quel ruolo. Direi che i cittadini ne hanno abbastanza dei fallimenti della politica, quindi cerchiamo di dargli almeno in questo caso una soddisfazione. Meloni mi pare abbia già detto, Razzolini, che non darà nessun tipo di appoggio ad una Mattarella bis. E trovo corretta la scelta della Meloni, nel senso che non possiamo continuare a vivere di eccezioni. Quella volta con Napolitano c'era lo spread, ora c'è il Covid, la prossima volta cosa ci sarà? La politica deve fare scelte, allora, al di là che Mattarella gli va dato insomma anche atto che ha detto che lui vorrebbe non tornare a fare appunto questo, ad essere nuovamente Presidente della Repubblica, ma non è neanche corretto, c'era una tra virgolette regola, no, prassi, dove comunque il Presidente della Repubblica era una persona eletta e per 7 anni ricopriva questo ruolo. Adesso non è che
con Napolitano, che è stata fatta questa eccezione, bisogna poi continuare a prorogare con altri presidenti questa eccezione. Non lo trovo corretto. La politica deve fare quadrato e deve trovare una soluzione di un nome che non sia per forza di cose Mattarella. Cioè, io capisco che ci sono certi parlamentari che vogliono Mattarella, ma non lo trovo corretto. Su Draghi, e mi rifaccio un po' a quello che diceva prima il senatore Ferrazzi, ha parlato, al di là che non ho sentito tante proposte, ma più che altro ha fatto un'analisi sul centrodestra, cosa che invece avrebbe sempre dovuto farla sul centro-sinistra, ma al di là di questo mi parlava di tenuta di governo quando poi proponeva all'attuale Presidente del Consiglio a fare il Presidente della Repubblica, e quindi questo vuole dire poi trovarsi senza il Presidente del Consiglio, e chi altro potrebbe andare a fare a ricoprire questo ruolo qui. Si rischierebbe semmai di tornare appunto alle elezioni, e di conseguenza uno mi parla di tenuta di governo, poi mi propone il Presidente del Consiglio per il Presidente della Repubblica. Cioè ci sono delle incoerenze che sì, non riesco un attimo a capacitarmi, insomma. Diciamo però, Maggio, che per l'eterogenesi dei fini PD e Fratelli d'Italia di fatto sono accomunati, no? Nel voler in qualche modo, magari la Meloni non espressamente, Draghi al governo, perché per Fratelli d'Italia significherebbe andare alle urne, quindi crisi di governo, andare alle urne e monetizzare comunque un risultato elettorale. Fratelli d'Italia è l'unica che, stando anche alla nuova legge elettorale, acquisirebbe nuovi parlamentari, e il PD invece con Draghi al Quirinale potrebbe in qualche modo giocare la possibilità di formare magari un nuovo governo, una nuova maggioranza. Quindi insomma PD e Fratelli d'Italia stanno giocando una partita simile? Ma allora, io credo che sia difficile oggi leggere le reali intenzioni delle forze politiche. Sicuramente la lettura che ha dato lei dell'intenzione di Fratelli d'Italia è una lettura corretta. Giorgia Meloni ha sempre detto che le elezioni sarebbero una strada preferibile, e bontà sua fa gli interessi del suo partito. Io credo che però oggi sia la strada di un nuovo governo, sia la strada delle elezioni non sia quella preferibile per i cittadini. Ripeto, oggi abbiamo un appuntamento fondamentale, non manca così poi tanto tempo alla chiusura della legislatura. Io credo che questo governo abbia dimostrato oggi di poter reggere la barra con alcuni limiti anche, però di poter reggere la barra e di fare quello che serve per portare a casa i soldi e soprattutto non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. È stato molto chiaro Draghi su questo. Lasciamolo lavorare ancora per un anno e poi andremo a chiusura naturale di questa legislatura, perché sa, in Italia ci dimentichiamo sempre di una cosa: le legislature durano 5 anni per un motivo, perché bisogna avere il tempo necessario e sufficiente per chiudere un percorso di lavoro. Ecco, questa è stata una legislatura un po' travagliata, siamo passati per le forche caudine di diversi governi. Mi auguro che la prossima veda un Presidente del Consiglio per 5 anni portare a casa i risultati che servono a questo Paese. Più che un auspicio, quasi un mezzo miracolo. No? Mezzo miracolo. Razzolini. Sì, no, di centrodestra, un Presidente del Consiglio di centrodestra. Lei sta correggendo Maggio, che le ricordo è il suo alleato. No, ma sì, ma io ho fatto una piccola dimenticanza, di centrodestra. Di Maggio, e anzi faccio a lui i complimenti per l'elezione in provincia di Treviso, perché oltre a essere assessore a Piederoba è pure anche consigliere provinciale, quindi a lui vanno anche i miei complimenti. No, mi auguro che dopo tutto questo caos politico-partitico si possa ritrovare un po' di compattezza di centrodestra e alle prossime elezioni andare avanti poi uniti, perché per quanto leader carismatico ma più che carismatico, preparato insomma del nostro Presidente del Consiglio e tutte le qualità che possiamo a lui dargli, però insomma non mi pare che questa sia la squadra dei migliori, con alcuni ministri suoi che ha ad esempio Speranza. E quello che comunque secondo me oggi manca una condivisione di valori della squadra di governo e dei partiti che oggi supportano Draghi, per quanto bravo possa essere questo Presidente del Consiglio, cosa che io comunque mi auguro che non vada eletto Presidente della Repubblica, perché preferisco a lui altre persone. Comunque ecco,
Io vorrei invece ritornare, insomma... Razzolini, le faccio una domanda molto, molto diretta, è una delle ipotesi. Se il centrodestra non trova la quadra sul Quirinale, salta di fatto l'alleanza, perché in tanti lo stanno sottolineando, salterebbero anche i rapporti e salterebbe anche l'alleanza in Regione Veneto? Ma oddio, questo non credo, nel senso che in Regione il centrodestra oggi sta governando in maniera unitaria, ecco. Su questo non glielo so dire, ma non credo. Poi onestamente al di là del Quirinale, già oggi al governo romano siamo divisi, nel senso che l'unico partito di opposizione, o comunque uno dei pochi partiti di opposizione è Fratelli d'Italia, e mentre Forza Italia e la Lega sono al governo, quindi voglio dire, non quindi è lei che dice già adesso, insomma, non è che se doveva accadere sarebbe già accaduto, ecco. Maggio, 30 secondi, poi andiamo in pubblicità. Molto velocemente, io credo che le conseguenze di questo voto non saranno drammatiche né in uno schieramento né nell'altro, ci saranno però delle conseguenze, e la conseguenza che mi auguro da persona di centrodestra è che il centrodestra trovi nuovamente centralità nella persona di un leader che oggi però non c'è, perché nessuno dei tre leader o dei due leader giovani che il centrodestra ha è riuscito a unire sotto un'unica bandiera tutti i partiti del centrodestra. E c'erano comunque 7 anni per pensarci, questo vale a destra come a sinistra, insomma lo spettacolo forse è un po' deludente da questo punto di vista, anche perché memori di quanto è successo con Napolitano. Insomma, staremo a vedere e vediamo davvero se domani sarà la giornata decisiva. L'ho già sentita in questi giorni, ma insomma Pertini è stato eletto alla 16ª chiama di non arrivare alla seconda settimana decisiva. Arriviamo alla Candelora e oltre, sostanzialmente dal Quirinale siamo fuori dell'autonomia. Esatto. Allora Razzolini, grazie davvero, buon lavoro a Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Maggio resta ancora con me qualche minuto e fra poco si collega, non so se già collegato, intanto lo saluto, eccolo, Ugo Di Bennardo, che è amministratore delegato di CAV, quindi poca pubblicità e poi ci ritroviamo con Maggio e Di Bennardo. Di nuovo in diretta per alcune importanti comunicazioni di servizio, poi ritorneremo da Maggio per parlare di un'iniziativa molto importante che riguarda Pederobba e diversi comuni della fascia, quindi di tutta la zona pedemontana. Prima però, sempre parlando di comunicazioni di servizio, rinnovo i miei saluti e lo ringrazio per la disponibilità Ugo Di Bennardo, che è amministratore delegato di CAV, la società concessioni autostradali venete, che gestisce un nodo strategico infrastrutturale della nostra regione, passante di Mestre, tutta la viabilità per l'aeroporto di Tessera e quant'altro. Perché in queste ore, in questi giorni ci sono dei nuovi servizi. C'è innanzitutto, non è poco, un nuovo sito dove sono presenti informazioni in tempo reale e quant'altro. Ce lo illustri un po', Di Bennardo? Buongiorno, intanto ben trovato, grazie dell'invito. Concessioni Autostrade Venete lancia in queste ore il nuovo sito web online dove tutti i cittadini, prima di uscire di casa, si possono collegarsi alle nostre telecamere, vedere in tempo reale qual è la situazione dell'infrastruttura, ma vedere anche quali sono le condizioni meteo, le condizioni del traffico. Inoltre nel sito, che abbiamo voluto rendere più agevole e anche più amichevole per gli utenti, mettiamo quali sono le novità che Concessioni Autostrade Venete quotidianamente lancia nel settore della mobilità e delle infrastrutture, quindi principalmente le innovazioni, la sostenibilità ambientale, lo stato stesso dell'infrastruttura, quindi se ci sono cantieri aperti o non ci sono cantieri, e
poi la viabilità stessa con le condizioni meteo e con eventuali disagi legati a code o incidenti imprevisti. Quindi abbiamo voluto creare uno strumento interattivo che sempre più sarà collegato a tutti gli utenti, ed è un primo passo quella rivoluzione che sta avvenendo nel mondo della mobilità, che a breve vedrà le infrastrutture collegate direttamente alle automobili e ai loro conducenti, che sapranno in tempo reale quali sono le condizioni delle infrastrutture e quali sono le condizioni della viabilità stessa. Ecco, diciamo che l'informazione in tempo reale è la base per viaggiare in sicurezza, questo è chiaro. E poi appunto c'è, come diceva lei Di Bernardo, tutto il tema dell'innovazione infrastrutturale tecnologica, perché dobbiamo uscire un po' anche dall'ottica delle strade, dell'asfalto e quant'altro, e entrare in una dimensione un po' più 4.0, mi verrebbe da dire, e da questo punto di vista, quindi innovazione tecnologica, voi ci siete? Sì, assolutamente. L'infrastruttura oggi, se adeguata alle ultime innovazioni tecnologiche, è una risorsa importante per il territorio, anche dal punto di vista ambientale. Voglio ricordare che noi abbiamo vinto il premio ambientale per il progetto di salvaguardia delle api, cioè abbiamo creato delle apiculture lungo tutta la fascia autostradale, abbiamo seminato e prodotto tutta una serie di flora che è adatta all'impollinazione delle api, ma nello stesso tempo abbiamo anche l'innovazione tecnologica, cioè noi abbiamo la nostra infrastruttura che è completamente attraversata da una fibra e con un collegamento ad alta velocità per quanto riguarda il collegamento internet, e a breve sarà disponibile anche per gli utenti avere un wifi disponibile mentre attraversano l'infrastruttura, non solo nelle aree di servizio, nelle piazzole di sosta, e saremo tra i primi in Europa a dare questo tipo di servizio. Per cui sempre più l'infrastruttura diventa un servizio e un elemento in più per gli utenti che si trovano ad attraversarla, a percorrerla, e soprattutto gli utenti saranno informati in tempo reale su qual è la condizione del tratto autostradale che attraverseranno. Senta Di Bernardo, quindi una nuova stagione, diciamo così, di informazione per l'utenza, nuove tecnologie, poi nelle prossime settimane ci aggiorneremo anche con la presidente di CAV Serato. Più in generale le chiedo un'ultimissima battuta: qual è lo stato dell'arte, lo stato di salute? Nel senso che l'autostrada e i traffici, i flussi in autostrada sono fondamentali per capire qual è lo stato di salute dell'economia, soprattutto in un periodo di pandemia che è stato contrassegnato dallo stop o comunque da una forte riduzione degli spostamenti. Le chiedo, senza entrare troppo nello specifico, come è partito questo nuovo anno? Questo nuovo anno è partito molto bene, nel segno della piena ripresa, si sta tornando verso i dati pre-pandemia. Voglio ricordare che questo è il primo anno che tra l'altro non abbiamo aumentato neanche le tariffe autostradali, la viabilità e la percorrenza degli utenti sta crescendo e tornando ad indirizzi normali, le merci già sono in aumento, mentre invece ancora l'utente non è al periodo della pre-pandemia, perché ancora c'è una parte di smart working e quindi non c'è la mobilità temporanea, però quella più importante, che il traffico merci, è tornato pienamente e anzi inizia a superare quello che era il dato pre-Covid. Quindi ci fa ben sperare verso non solo una piena ripresa, ma un desiderio vero del mondo dell'area del nord-est di ritornare ad essere competitivo, ma addirittura di crescere per essere ancora di più di quello che era e che è stato prima del Covid, quindi prima del periodo del 2020. Quindi, i nostri dati sono dati che ci fanno dire che
si sta tornando alla normalità per quanto riguarda la mobilità all'interno dell'area di competenza nostra. E diciamo che dopo 2 anni di pandemia e di compressione, diciamo così, della libertà di spostamento, questa è una buona notizia. Grazie a Ugo Di Bernardo, amministratore delegato di CAV. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro e complimenti per l'attività. Maggio, ecco, questo dato è interessante. Se si ritorna a viaggiare in autostrada, in strada e quant'altro, significa che c'è comunque la ripresa. Ma la ripresa c'è, lo testimoniano anche i dati, questo è un'ulteriore conferma. Dicevo prima, è importante non perdere questo treno, cioè noi siamo saliti sul treno di una ripresa che ci vede crescere di 6 punti percentuali, ci ha visto crescere di 6 punti percentuali nel 2021, ricordiamo il grosso calo che abbiamo avuto a causa della pandemia. Questo trend deve essere mantenuto per salvaguardare le piccole e medie imprese che sono state chiuse, sono state costrette a chiusura per mesi, quindi è importante oggi la stabilità politica ancora di più alla luce di questi dati di ripresa. Vediamo adesso una iniziativa del territorio, prima l'ho preannunciata, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, un anno fa, ecco, adesso i tempi sono maturi, voi siete pronti a presentare il piano antenne alla popolazione. È un piano che riguarda Pederobba e non solo, ci dica. Un anno fa, con altri 10 comuni, Pederobba ha deciso di dotarsi di uno strumento importante. Sentiamo spesso parlare di 4G, stazioni radiobase, antenne. Ecco, i cittadini devono sapere che la normativa è profondamente cambiata nel corso di questi anni. Gli strumenti che i comuni avevano a disposizione per tutelare i cittadini e il territorio e il paesaggio sono cambiati e come amministrazioni comunali lasciate tra virgolette sole di fronte a questo cambio normativo arrivato e calato dall'altro, ci siamo aggregati anche sulla spinta dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, che è stata, diciamo, promotrice insieme a noi di questa aggregazione, e abbiamo affidato a dei professionisti l'incarico di redigere un nuovo strumento di tutela dei cittadini e del paesaggio, questo nuovo piano antenne che coinvolge 11 comuni, non solo della Pedemontana, ma abbiamo anche Cappella Maggiore, Giavera del Montello e Alano di Piave, un comune nella provincia di Belluno, appunto al confine con Pederobba, che vareranno questo strumento. Quali sono diciamo, le linee guida di questo strumento? Coordinare tutto quello che avverrà da oggi in poi, quindi il PNRR prevede un grande investimento nell'ambito delle telecomunicazioni. Ecco, vogliamo governare questo fenomeno senza pregiudizi ma con grande precauzione, dicendo agli operatori telefonici che vogliono sviluppare la rete dovete bussare alla porta del comune. È un po' la lotta di Davide contro Golia o è un qualcosa che si può portare a casa? E qui entriamo nel merito della programmazione territoriale. Lo strumento che offre il legislatore è un piano che viene redatto dai comuni, che viene condiviso con gli operatori. È Davide contro Golia, perché in quest'anno abbiamo lavorato alacremente e devo dire devo fare questo passaggio con grande competenza da parte degli uffici comunali. I cittadini di questi 11 comuni devono sapere che i dipendenti degli uffici urbanistica e legali di tutti gli 11 comuni sono stati partecipi e protagonisti di questo lavoro, dimostrando grande competenza proprio a tutela loro. Lo voglio dire perché li voglio ringraziare. Io ho coordinato questo tavolo tecnico e ho trovato grande competenza. Ma dicevo, è una lotta tra Davide e Golia, ma non è una lotta impari. Abbiamo trovato uno strumento che ci permetterà di garantire salute, paesaggio e precauzione nei confronti degli operatori. Ecco, dalla regia mi fanno cenno che stiamo, eccoli qua, saluto Simone Merlo e Alessandro Granziera, compagni di viaggio insostituibili in queste 2 ore e mezza di diretta, perché è giusto, insomma, siamo in tanti, e grazie a Fabio Maggio, grazie davvero. Ovviamente ci teniamo aggiornati soprattutto su questo tema del piano antenne, perché è un piano unico a livello nazionale per
per il momento, e poi sappiamo quanto il tema sia sensibile, quello del 5G e quant'altro, e quante anche fake news girino attorno a, ecco, a questo argomento, quindi lo monitoreremo insieme. Grazie quindi a Fabio Maggio. Un ultimo sguardo alla cronaca di giornata, quindi ormai abbiamo sviscerato il tema, anche oggi non se ne fa nulla sul fronte del Quirinale. Vi ricordo che i rappresentanti, i grandi elettori veneti a Roma sono 77, 24 senatori, 50 deputati, 3 grandi elettori nominati dal Consiglio regionale: Giacomo Possamai del Partito Democratico, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia. Quindi domani si farà sul serio. Vediamo in ultimissima battuta i dati appunto di giornata sul fronte del Covid, mentre lo sapete benissimo infiamma il dibattito sul cambiamento delle regole. Le regioni stanno chiedendo al governo di cambiare le regole sulle quarantene, sugli isolamenti. Prima ne abbiamo parlato anche con il nostro professore Massimo Guerriero, e anche lui dice, da un punto di vista scientifico e tecnico, forse è arrivata l'ora di semplificare il sistema, perché così non solo è utile, non è poco utile, è forse anche dannoso. Comunque questi dati di giornata li possiamo vedere insieme: quasi 19.000 nuovi casi nelle 24 ore, con il dato però delle terapie intensive che è in continuo leggero calo, 185. C'è però da registrare il dato dei decessi, 17 per l'appunto nelle 24 ore. Quindi questi sono i temi di giornata. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione, ringrazio ancora una volta Simone Merlo e Alessandro Granziera dalla regia. È tutto, rientriamo alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Buon proseguimento di pomeriggio.